tranquillo, risponde con calma alle domande, bene? E quando non capisce chiede perché non capisce, senz'altro. E quando è stanco, come l'altra volta, me lo dice, io sospetto, va bene? Ok, andiamo sulle storie. A parte quello che gli ha detto il Presidente Lotti, volevo avvertirla di una cosa che fino non è stata mai detta. Lei qui non è un testimone, è un imputato. Come? Lei qui non è un testimone, è un imputato. Vabbè. E quindi come tale non solo non ha l'obbligo di dire la verità, ma se per esempio nel corso del... D'accordo. Se nel corso del mio esame le faccio delle domande che le suonano male, le mettono a disagio, di imbarazzo, per le quali lei si sente... Se mi dice le parole... No, mi faccia finire, guardi Lotti, se si fa così si va male, perché mi deve far finire, e poi questo non è una domanda che sto facendo, è un avvertimento che credo doveroso debba essere fatto. Dicevo, se lei sente dalla domanda, e questa domanda, rispondere a questa domanda, potrebbe peggiorare la sua posizione, lei può anche non rispondere e nessuno le può fare nulla per questo, ha capito? Sì. Senta, lei che scuola ha fatto, Lotti? La quarta elementare. Quindi non ha preso la licenza elementare? No, l'ho ripetuto quasi tutte le classi, sicché non è che... Ho capito. So scrivere il mio nome e basta. Scrivere lettere non so scrivere. Va bene. Il mio nome so scrivere. Va bene. E lei, per quello che riguarda il suo lavoro, se non ho capito male, l'unico lavoro stabile che lei ha svolto è stato quello alla Draga, è così? Ma i lavori ne ho fatti diversi perché non c'era lavoro, sicché ho fatto un lavoro, poi un altro e via, sicché non ho imparato un mestiere. Perfetto. Però alla Draga c'è rimasto per un po' di tempo, diversi anni. Però oggi è stato quello che mi ha fatto la cosa alla spina, e l'umidità, quella cosa è là, e allora ho risentito. Ci racconti che consisteva questo lavoro? Perché insomma lei si doveva far scavare, no? Non ho capito. No, io non ne scavavo niente. Ecco. Io stavo a un punto, mi sono qui a sedere. Sì? C'era un compressore che si acciava sassi anche grossi così. E le mano Sicché mi toccava stare fermo anche d'inverno così, come la terapia così. Sicché arrivava la sera che come poi di orecchio non sentivo più nulla, perché quel rumore ero vicino lì. Quindi lei manovrava... Sentire sentivo bene, però arrivava la sera farei essere stordito. No? Stordito. Questo compressore manovrava lei? No, quanti lì sì che lo sentivo. Ho capito. Ero proprio vicino lì, sì che... Ho capito. Senta, lei poi ha detto che la sua mamma era ammalata di nervi. Sì, perché non è stata portata via al momento giusto, e allora i nervi cominciano a prendere cose, sicché se uno la porta in tempo, uno malata di nervi, e quella riprende le cose, allora Che specie di malattia di nervi aveva? Ma c'è tanti mali di nervi. Insomma, comunque lei se lo ricorda? Oppure non è in grado? Lei non è un dottore, sono d'accordo, so, ma insomma, ma cos'è? Si sentiva male, aveva dei dolori? No, ma poi alla luce lei la notte veniva il giorno, Scambiava la notte o il giorno? io solo con lei avevo sempre la riassia all'età con le gente di vicino. Ah, ho capito. E andavo a lavorare, io bisognava andare a lavorare, sennò come faceva a campare lei e me. E lei l'ha fatta ricoverare in ospedale? Io sono stato 11 anni insieme a lei, dopo morire mio babbo, sicché... E poi l'ha fatta ricoverare in ospedale? E per forza mi faceva, Certo, andavo via, certo. avevo No, paura. ma per carità. No, avevo paura sempre che succedesse qualcosa, perché sai, le gente non si sa mia. Senta, e l'ospedale è un ospedale psichiatrico? Ma, per 3 anni l'ho portata, ora il preciso l'anno non mi ricordo, 3 anni a Volterra. A Volterra, ho capito. E poi? L'ultima volta era portata qui a Firenze. A San Salvi? No, non è proprio, di malato niente, però mi ricordo il preciso di niente. Ho capito. E morì lì all'ospedale. L'altra volta lei, alla scorsa udienza, ha detto che
lei per la sua sorella è come morto. Io Ora io volevo chiederle questo prima di tutto. Questo atteggiamento che ha la sua sorella verso di lei è un atteggiamento che riguarda a dopo che lei è stato implicato in questo caso? devo precisare preciso le cose come sono. Se vuole, guardi, questa è una domanda io le faccio, se poi lei No, a me la mi balanza precisare le risponde, cose mi risponde. precise. Io ero giovane, avevo sempre il babbo vivo, questo nel 55-56. E un giorno pensa il marito della sorella, mia sorella. Quando si tornò a casa dopo, non so se fu la sera, insomma si trovò tutta di lividi addosso. Il marito? No, la mia mamma. Ah, la sua mamma. Io rimasi mai, allora ero giovane, non orizzontato per bene di che orari. Io da quel giorno non ci ho potuto più vedere. Ho capito, va bene, ho capito tutto. Ma io vi ho spiegato il meglio possibile. Chiarissimo. Chiarissimo. Ho passato la vita non tanto bella da quel Me lo momento immagino. che vuoi fare, ormai Me lo così. immagino. Senta, lei ha abitato a casa di un certo schema, alla Draga. Era una casa, a dire la verità, chiaramente non ci tornai perché in borgo io essere di posto ma non posso dare nemmeno due stanze. A meno due stanze uno con me, nulla. Io non so perché. Gente di fuori, venga di fuori, a Banese ti danno la casa, a me no, perché sono di posto. Capito. Questa è una cosa, a me non mi va giù. Ci credo. Non mi andava giù questa cosa, lo so. Dice ma è un cercato, bisogna guardare, passa il tempo, passa anni e poi mi tocca andare da Fabrizio, a quel punto lì dove andavo? Questa casa alla Draga, ma che è una casa, insomma, cos'è una No, a baracca? dire la verità, casa proprio bella non era. Dopo è andato via lei, ci ha abitato qualcuno a questa Un giorno ero in cucina a mangiare, allora, sentì una botta e che c'è? No, avesse giù mezzo pacco, vai disse che devo andare via perché qui c'è, se no ci rimango questi acciacchi. E che vuoi fare? E non posso dare una casa, e che posso fare? E poi di lì andati circa un anno, andati c'era la distilleria in Toriosa, sono cose della Sanza, no? Non so che ci fanno, no? La Binaccia. Stato un anno lì, poi il proprietario mi disse, mi diceva là, quelle due stanze, e allora mi tocca andare via lì. E quindi può andare a abitare nella casa famiglia. No, ma tramite il comune l'hanno fatto, io non ci volevo nemmeno andare perché lì ci veniva gente sempre di fuori, o romeni o soldati, sicché non ci si intendeva nemmeno, e qualche volta ho litigato, io non ci aprivo con quella gente lì. Ma lei la dormiva in camera con un certo Fabrizio? Fabrizio, aspetta, come si chiamava di cognome? Cerchi di ricordarsi perché è importante. Bertini. Bertini, Fabrizio Bertini. Era il suo compagno di stanza. E tu vedrai che toccava dividere la stanza. Per quanto tempo lei ha dormito insieme a Fabrizio Bertini? Ma però la prima volta andate via, non so quanto è stato via. Poi gli ultimi anni stavo insieme un paio d'anni, preciso. Grazie. Mi pare un paio d'anni, è preciso ora Senta, ora mi dica della sua frequentazione di Vanni. Lei da quanto tempo lo conosce? Ma è di tanti anni, preciso non me lo ricordo perché... Ma 20 anni anche più forse, anche più. Più di 20 anni. E vi vedevate sempre a San Casciano con Vanni oppure anche in altri posti? Ma io sempre non ci andavo a San Casciano, ci andavo qualche volta a fare la spesa, se no... No, ma dico la sera verso il fine settimana. Ma io la sera sortivo, però la sera non è che ci si vede spesso la sera. Ecco, quante volte la settimana vi vedevate con Vanni? In questi 20-25 anni, insomma. Ma stavo qualcosa meno, vero? Sì, vabbè, meno di 20 anni, meno di 25 anni, insomma, quante volte vi Ma vedevate? di giorno ci si vedeva. In una settimana, di giorno vi vedevate, poi la sera vi vedevate quante volte la sera? La sera, poi la sera non credo tante volte la sera. So, una volta alla settimana? Ma la sera inoltre Non spesso. ci si vedeva meno spesso. Di giorno nei bar si vede, basta. Senta, ma la sera non vi vedevate perché lei sa se Vanni per caso aveva qualche problema a casa, c'aveva la moglie malata, doveva stare a casa? Questo lo so che aveva la moglie così malata, non so che male l'aveva, Male di nervi, insomma. Di nervi, ma
Bisogna vedere che nervi, non lo so, io me ne intendo. Vabbè, insomma, lei sa che era ammalata la moglie e sa che per il fatto che era ammalata Vanni doveva stare a casa la sera, il resto lo sa. Ma questo non lo so, non posso dire questo. So preciso. Insomma, comunque quando vi vedevate dove? Alla cantinetta? Ma, sempre non ci andavo io. O verso il bar o verso la piazza qualche volta. O il bar in piazza o alla cantinetta? Sai, altre volte che avevo da fare non c'ero spesso a San Casciano, che non è che ci vedessi spesso durante la settimana. Senta, ma a parte lo spesso qualche volta vi vedevate. Ora io le chiedo questo, quando vi vedevate alla cantinetta o al bar della piazza di San Casciano, voi vi incontravate, bevevate, dico. Sì, la cantinetta ho bevuto, a dire la verità. No, ma io non arrivare... ho parlato di Vanni, per esempio. Beveva lui. Ma a dire la verità più di me di certo. Più di lei. Io mi limitavo di bere giusto, però io bevevo ma mangiavo qualcosa, se no stavo male poi. Sai, se uno comincia a bere senza mettere niente nello stomaco... Certo. Senta, e da un certo momento in poi lei conosce anche Pacciani, quando l'ha conosciuto? Ma, per me me l'ha fatto conoscere Vanni, però io non conoscevo proprio di tutto questa persona. Vabbè. Ma quando l'ha conosciuto se lo ricorda? In che anno? Ma è preciso... ho detto tornare a Mercatale, mi ricordo precisamente di tornare a Mercatale, non so. Stavo al 78, ora è preciso, non posso ricordarmi perché lei o 77, non so. A verbale del 19 luglio del 90 ha detto nel 78. Ma io l'ho conosciuto quando avevo la macchina, quando ho preso la patente nel 78. Va bene, senta, lei poi una volta è stata a casa di Pacciani. Ma sono stato diverse volte, alla casa dove stava a Mercatale, sì. C'è una piazzetta e come una specie d'aiola dentro, si gira lì dove c'è le macchine. E lei stava a Pacciani. No, lì era a rimettere la casa per conto suo, insomma era a fare così. Lei ha accompagnato qualche volta Vanni a prendere la roba da mangiare dai contadini? Sì? Con la macchina? Le alle corte. Ma senta, durante questi viaggi che facevate insieme a Vanni, vi siete fermati per la strada? O andavate diritto a pigliare la roba da contadini e tornavate a casa? No, io quando ero accompagnato e se dovevo ritornare sono andato a casa. Non è che vi siete fermati per caso a guardare macchine? No. No. Io andavo lì, accompagnavo e poi si tornava a San Casciano. Vabbè. Senta, ora però io mi riferivo a una visita che lei fece a Pacciani, durante la quale, non so se Pacciani o Vanni, gli fecero vedere questa scatola dove dentro ci sarebbe stata una pistola. Non mi riferivo a questo. Loro mi ha detto Pietro c'aveva questa scatola, ma gli disse che c'aveva la pistola dentro la scatola? Mi disse così, poi abbia detto io non ho vista per bene se c'era. Però la scatola l'ha vista. Ho visto la scatola, non può mica vedere che c'era dentro, io sono a casa sua, posso fare le cose. Certo. Ma io voglio sapere una cosa, prima di essere lì a casa di Pacciani, il Pacciani o il Vanni gli aveva mai parlato di questa pistola? Ma lui mi ha detto lui di avere una pistola a casa. Sì, ma in quel giorno lì che lei lo andò a trovare o gliel'aveva detto prima? Come, che non ha detto a trovarlo? No, io voglio sapere se di questa pistola il Pacciani o il Vanni o tutte e due gli parlarono prima che lei andasse a trovarla a casa in un altro occasione. No, allora no. No, prima no.
È sicuro? Io se andavo a mercatare andavo a trovarlo sì come amico e E basta. questo cane dice che dice la pistola, disse lui, così? No, non quella volta, No, allora un'altra volta. un'altra Quei volta. giorni lì no. Comunque una volta sola gliel'ha detto, o più volte. No, una volta sola. Una volta sola. Però io non ho vista proprio Non da- la cosa perfetta. Lei ha visto questa cassetta nel garage. Ora questa cassetta era una di quelle che ci si mette dentro le pistole, oppure una cassetta qualsiasi. Ma sarà fatta che non era. No, sarà fatta, siccome l'ha vista lei non mi dica sarà fatta, mi dica come l'era. Ma è un milione di preciso come era. Lei l'ha mai viste le cassette dentro le quali si mette le pistole, con le quali gli armaioli vendono le pistole, l'ha mai viste? Sì, ma credo come le fa, come le di fattezza, di osso, non so, non saprei. Non saprei. Però le l'ha detto. Se le di legno o di osso non so come l'è fatta. Comunque lei l'ha detto. L'ho vista risvista No. così, mi sono messa a guardare, Guarda. no? E fare dice che va a guardare. Certamente, questo è giusto. Però volevo dire questo, lei al verbale del 27 novembre, l'altro giorno, ha detto che quella era una scatola apposta per tenere le pistole. Lei ha riferito lui. Però lei non vide che si deve una scatola apposta. Ma se non mi odiamo mi fa saperlo, quello, io non vado a guardare le cose nelle casse non mie. Però questa cassetta dove stava? Giù Nel garage. Ma nel garage ho capito. Ma nel garage dove? E dove c'è quello sì apposta che fanno, come si chiama? Quello sì fatta, A palchetti. A scaffalatura. sì, la scaffalatura. Entrando nel garage si vedeva sta cassetta nella scaffalatura. Io ho vista così, questa settina, appena c'entra una pistola. Sulla scaffalatura. Poi su me andava a vedere, Ho no, capito, dice, ma questo è che fa. me l'ha detto un sacco di volte. Sì, lo so. Un lato la scatola, però la scatola l'ha vista, l'ha vista l'ho sulla, vista, ho sulla visto. scaffalatura. Ho visto una scatola, poi non so se... In vista, insomma, si vedeva entrare In nel vista, garage. sì. Poi c'era altre cose che ci aveva messo lì. quello- Altre cose, ma c'era anche quella, capito? Quando vi incontravate lì alla cantinetta o al bar della piazza, eravate voi soli o c'erano anche altre persone? Con Pietro? Sì, con Pietro e con Vanni. Ma diverse volte ci veniva a giocare lì alla cantinetta. Ah, giocavate anche a carte? Io ci ho giocato un paio di volte, poi non ci potevo giocare più. Perché lei era un tipo... Perché di un tipo voleva ragione e non perde mai. E non voleva consacrare. Allora questo a questo punto gli disse, sì, sì. Ma cioè, non Vanni. Lei ha giocato anche il Vanni insieme. Sì, ma Vanni Però era- qualche era- volta ho giocato insieme e non si andava d'accordo, Ho capito. Ma allora- Vanni di carattere era così anche lui, voleva vincere sempre oppure no? No, che c'è? Mi ha detto, avevo giocato a carte, non mi ha detto, io dicevo, io se si perde si vince, non mi ha detto che si deve vincere Non sempre. sapesse Vanni l'era, come dire, nervoso come Pacciani oppure no? Sai, uno quando comincia a bere qualche cosa in più, può darsi venga un po' nervoso, allora Un po' può darsi suggestivo. lì qualcosa in più. Senta, ora lei ha parlato spesso nei suoi interrogatori di certi discorsi che avete fatto sugli omicidi, Sì. tipo l'omicidio di Calenzano. Ecco, volevo sapere dove li face questi discorsi, lei li avrebbe fatti insieme a Vanni, insieme a Pacciani, Ma questo me l'hanno parlato loro, io non si sapevo. avevano parlato loro, certo, questo sono perfettamente d'accordo che lei non ne sapeva niente. Ma io volevo sapere dove li facevate questi discorsi. O ci si incontrava verso prima della piazza, così, un giorno mi fermò e disse, dentro dove alla- andare così e così, in questo posto. Vabbè, ma alla cantinetta? No, la cantinetta non si può fare. Nella piazza, fuori, Discorsi così, fuori, Fuori, perché non c'è poi gente. la strada. La cantinetta tu puoi mica di queste cose, se le gente si sentono poi... C'è anche la figlia un po' meglio.
No, ma poi di un coso così che ha un braccio e lo sanno tutto, lo stanno cacciando, poi parlano troppo. Senta, a lei gli hanno parlato dell'omicidio di Calenzano, vero? Ma dell'omicidio di Scandicci non gliel'hanno mai parlato. No, Ma lei glielo chiese? io non mi ha chiesto io niente, io non so niente. Quello di Scandicci era successo 4 mesi prima rispetto a Calenzano. Ma io questo non so niente. Ma voglio dire, lei lo sapeva, l'aveva letto sui giornali e quello di Scandicci probabilmente l'aveva fatto la stessa persona o le stesse persone che avevano fatto quello di Calenzano. Non so niente, devo spiegare, non so niente. No, guardi, lei non sa niente, l'abbiamo capito. Lo sapesse lei, l'aveva letto sui giornali sto fatto. No, No, nemmeno visto in televisione, sentito in televisione. No. Dica di no perché se fa così con la testa si vede ma non si sente, capito? No? lo so, L'avevo detto l'altra volta al ma Presidente. se ti dico una cosa, che Dio di no, di No, no. volevo dirle tutti, che quando No, lei io sono calmo, No, io. però Volevo dirle tutti, abbia pazienza. Volevo dire che quando lei deve dire di no, bisogna dire di no con la bocca. no, ma se ho detto di no, ti sento di no. Capito? Volevo dire, lei deve dire, ma se fa così con la testa, un resta verbale, e questo gli volevo dire. No, non fa così perché ho avuto dei problemi in questi 3 giorni recenti, sicché non è che... No, che tutto quello che dice lei, Sì, lo so. lei, dice l'avvocato, viene registrato e poi viene tradotto in scrittura normale, capito? vabbè. Se lei fa un segno sì, così... No, sarà perché con la testa... Non viene, non no, viene. il movimento della testa... L'ho detto anche che ieri, può- l'altra volta. No. Bene. Ok. Senta, il Pacciani e Vanni erano molto amici fra di loro. Come questo è dico sì, perché li andavano spesso insieme. Lei fra i frequentatori della cantinetta, fra questi amici con cui giocava a carte, eccetera, lei è Lotti. Chi era la persona che frequentava di più? Io? Sì, quello con cui era più amico? Un altro amico? No. Io voglio sapere, lei ha detto che vi vedevate alla cantinetta e giocare a carte, eccetera, con varie persone, non solamente un Pacciani. C'era tante e tutti i nomi mi ricordo. Tutti loro non si ricorda, ma io volevo sapere fra queste persone quella che lei frequentava di più, con cui aveva più rapporti, più frequenti, chi era? Quando si andava insieme con Mario. Mario. Poi non è che... Era Mario. Lui si andava spesso alla cantinetta, poi sempre non c'ero mica, sempre io. Pucci però ci veniva di rado alla cantinetta a bere. Chi? Pucci, Fernando. Ma il Pucci ci ho visto poche volte. Oh. Poi uno non beveva lui. Ora, siccome lei si frequentava spesso con Vanni, io le chiedo, se lo sa, se poi non lo sa mi risponde, io non lo so, questa cosa non se ne è mai parlato. Gli ha mai detto Vanni che un po' di non poter soffrire le donne, di odiare le donne, di avere dei problemi con le donne? Dei problemi ce l'aveva, come diceva lui, poi io non ero mica lì. Problemi nel senso di avere delle difficoltà per il rapporto? Come diceva lui, difficoltà con le donne, sì che non è che... Ma che non le poteva vedere? Proprio vedere non credo sia proprio la cosa giusta, preciso per bene. Dicevo, lei lo vedeva ogni tanto, Ai Pucci il massimo è sabato la domenica, la domenica. perché lui aveva una fina delle piccole, quelle normali, quelle senza targa. Sì. E se chiede molte volte andava, veniva a me e facevo le spese tutte io, insomma, lascia fare quello, non lo sa. Qualche volta con Pucci lei è andato al cinema Arlecchino a vedere dei film, diciamo, a luci rosse? Ci sono andato non una volta, più volte. Più volte. Insieme a Pucci o da solo? Sì, no, il Pucci. E col Vanni ci è mandato al cinema No. Arlecchino? Questi film che lei andava a vedere al cinema Arlecchino a luci rosse erano di sesso, questo mi pare di fanno altri film. Come facevano vedere lì, poi c'era un giro lì dentro che a me non mi garbava tanto. Vabbè, come?
Quelli, insomma, mezzi finocchi sta a fare così e così. Comunque era un film di sesso. Ora io le chiedevo, a lei era un film di sesso ma con violenza, con scene di violenza, donne... Sulla follia si vede così che fanno l'amore, poi Ma normale che era, vederlo sì, poi... ecco, vedo. No, vederlo... No, allora le faccio Ai una domanda cosi. più precisa. Lei e Pucci, cercavate, vi piaceva particolarmente vedere film? Ci si andava, ma non No, spesso. faccia finire la domanda, non abbia furia, perché tanto No, quando fino alla domanda lei capisce che voglio dire Sì, e mi sì. risponde, o se vuole mi dice non voglio rispondere. Volevo sapere se quando andavate a vedere questi film vi piaceva particolarmente film in cui c'era la violenza, vale a dire la donna non Ma veniva... io non credo sia violento quel fatto lì, l'amore non credo. No, guardi, c'è dei film invece... Violenti? Porca miseria. A vedere a me pareva una cosa normale. Sai, uno di lì sacita, mi ha detto... Sì, no, ma invece c'è della gente... Quando uno di lì non no, lo ma sa. ci sono dei film invece in cui la donna Proprio viene violenti? sbattuta in terra, picchiata, tante volte minacciata col pedio, e c'è Ma io della ho gente che gli piace vedere questi film. Ma io ho visto film così normali, come Normali. tutti. Lei comprava delle riviste pornografiche? No, No. mai avute, anche lì indossavo, a uno li hanno trovate, poi non so. non le hanno Senta, date. una volta o diverse volte Pacciani, ha dichiarato lei questo, ha cercato di convincerlo ad andare con lui a Firenze per incontrare prostitute. È vero questo? Sì, me l'aveva detto, però io non ci sono andato. con lui. Lei non c'è andato. Poi era una persona, Che non gli piace? non mi stava bene, a dire la verità. E allora No, però vorrei capire perché lei ha rifiutato l'invito di Pacciani ad andare a prostitute e poi ha accettato di andare con lui e Vanni a ammazzare della gente. se mi hanno stretto, io devo toccare andare per forza. Se le dico Lotti avventura mercenaria, che vuol dire? Io non so, non mi ha spiegato. C'ho lei a pagina 1 del verbale 17 settembre 90 dice avventura mercenaria. Ma non saprei È che. sterile, che poi non lo so nemmeno io che vuol dire. Lo dice a me, io non lo so, No, me ne vabbè, intendo, non lo so. Non so, scusi, ma io non sarei rispondere a questa cosa. Ha ragione Lotti, abbia pazienza. Devo nemmeno fargliela sta domanda. Vabbè. Senta, lei bisognerebbe, se gli è possibile, che spiegasse il motivo per cui lei, Lotti, andava con loro, vale a dire con Vanni e con Pacciani, a fare queste cose, come dice lei, poi queste cose si sa cosa sono questi omicidi, perché non è chiaro. Ora, allora guardi, Baccaiano è del giugno dell'82. Questo fatto di Baccaiano, lei ha presente di cosa parlo, vero? Sì, sì. È il primo fatto al quale lei è stato presente? Sì. Sì. Prima di andare a Baccaiano c'era stato un fatto fra lei e Pacciani? No, ma aveva detto i discorsi così che voleva andare a questo posto. No, ma io sto parlando se prima dell'episodio di Baccaiano lei aveva avuto un qualche rapporto con Pacciani. Ma però non è stato definitivo, cominciava a toccare a quel punto lì, io dissi che questo è che vuole a me. Ci vede. E l'aveva fatto per via di questo fatto lì, di questo programmi su quelle, Sì, che doveva andare su questo comunque punto insieme cominciava a toccare e lei gli disse smetti. Ma a questo punto io, se era solo io e lui,
andate poi via. Insomma, non si arrivò al punto preciso, ma questa però... cosa lei ha fatto le dichiarazioni, si capisce anche comprensibilmente, un po' altalenanti, un po' diverse, insomma. Ce lo vuol dire alla fine, insomma, faceste l'amore, per dir così, oppure no? No, non arrivò al punto Non preciso. arrivò al punto. Ora, prima di andare a Baccaiano, le dissero questi due cosa andavano a fare a Baccaiano? A fare un lavoretto, come dicevano loro, un lavoretto così. Basta. Un lavoretto. Io pensavo... Però bisogna le contesti e le ha detto lei a pagina 31 dell'incidente probatorio. Lei ha detto: tu vieni con noi, e io andetti con loro, non potevo nemmeno andare, non sapevo mica niente io. Ma io me lo disse così, non ci credo mica su questa E cosa. poi aspetti, finisco la contestazione e poi mi dice la sua. A pagina 30, sempre dell'incidente probatorio, lei ha detto: il fatto è l'82, io non sapevo mica nulla se si andava lì. Io era la prima volta, come facevo a sapere? Però mi hanno detto quel discorso come l'ho spiegato. Poi io sapevo sicuro se Poi, era detto lì. poi è sempre a pagina 30 dell'incidente probatorio, dice: no, a me non mi disse nulla, mi disse si va in un posto, però non mi disse preciso se si andava a fare questo. Questo l'ho spiegato, mi hanno detto di andare in quel posto insieme a loro. E quindi gli dissero che andavano in un posto. L'hanno riferito il giorno innanzi, però io non credevo a questo punto di arrivare e facessero queste cose. Ma quando arrivaste lì sul posto a Baccaiano, glielo dissero, vi metteste d'accordo su qualche cosa? Ma se me l'aveva detto innanzi, No, se io non sapevo lasciasse- mica chi era detto fatto qui. no, voglio dire, un posto, lavoretto, ma insomma, quando arrivaste lì sul posto, vi metteste d'accordo per fare quello che volevano fare loro? Però Sì o innanzi disse un discorso che andavano in un posto, a una festa così, come mi dissero. E poi invece la festa non era un altro fatto, era un'altra cosa. Sì, ma questo ho capito, questo prima. Ma quando poi arrivaste lì sul posto, A me non mi disse a me nulla non lì. disse nulla nemmeno. No, lì arrivò, scesero e Poi poi... fece di altro, ho capito. Quindi Vanni non gli parlò giorni prima dell'intenzione di uccidere i due di Baccaiano. Gli ho spiegato innanzi, se no non so. Vabbè, no, sa perché glielo chiedo? Perché Se no non dico più nulla. no, più nulla non lo può dire lei. L'assiste su una cosa e poi devo averle spiegato, non capisco io. Vabbè. E lei vede invece il 16 aprile del 94, ora non lo so, Come nel 94. al solito, eh? 94 forse? No, 96. Aprile 96, 16. Lei disse che Scusi perché... Vanni gli aveva detto di andare a ammazzare della gente. Vede, l'ha detto, no, il 26 aprile 96, a pagina 6 e 7. Le ha detto: Pacciani e Vanni avevano accennato prima che li volevano ammazzare. E il segno che sapevano che quel giorno c'era quella macchina. Ci saranno stati... No, l'ha detto saranno lei. stati loro prima. Sì, lo so, ma lei ha detto che l'avevano detto. Che gli andavano lì. No, che li Che volevano andavano lì a ammazzare, capito? L'altra volta. Allora loro mi andavano hanno lì ad detto... ammazzare. No, mi hanno detto un discorso diverso a quello. Appunto, come gli hanno detto? E gli andava a questo posto e fa un lavoretto, mi hanno detto preciso ammazzare proprio. Io spiego così la cosa. Insomma, però non si può sapere qual è lei la verità.
Perché voglio dire, o gliel'hanno detto o non gliel'hanno detto prima. Sì, non ho detto il Nasi, ma hanno detto il Nasi prima. Gli hanno detto Prima di qualche giorno qualche giorno prima. che andavamo a fare un lavoretto. Un lavoretto. Però io a quel punto io Ma non che non andavano ci a credevo ammazzare, su quel punto lì. ma non che andavano a ammazzare qualcuno. Prima hanno detto il lavoretto, non è che mi hanno detto preciso se ne andavano a ammazzare questa coppia. Ma gli dissero che andavano a vedere una coppia. Io ti ho spiegato il Nasi, se no non si... No, io sto cercando di capire se prima gli avevano detto in che cosa consisteva questo lavoretto e se per caso gli avevano detto Se che mi dia avevano intenzione... se mi dia questo discorso, questo No, lavoretto... faccia finire la domanda. E se per caso gli avevano detto che questo lavoretto consisteva nel vedere una coppia. Ma quel giorno non andate a vedere la coppia, andate proprio a ammazzare. No, io no. non sto parlando di quello che fecero il giorno, sto parlando di quello che gli dissero prima, Lotti. Ho già spiegato, non lo so. Allora non gli dissero che andavano a vedere una coppia. Io ho detto che andavamo a fare un lavoretto, non mi disse a preciso se faceva questa cosa a ammazzare. No? Allora guardi, lei il 12 giugno del 96 ha detto, mi dissero che si sarebbe andati a vedere una coppia. E poi dopo gli è stato chiesto, gli dissero era loro intenzione di uccidere, lei ha detto no. Insomma, gli dissero solo il lavoretto. Ma se si trattava di fare un lavoretto, lei cosa doveva fare? Io dovevo stare lì e basta. Però Insomma, comunque, lasciamo perdere cosa gli dissero. Fatto sta che a un certo punto, la sera di Baccaiano del giugno dell'82, siamo a San Casciano. Su questo non ci capiamo. Prima di partire, siete a San Casciano. sì. Va bene? Dove esattamente? Al bar del Piazzone? All'Antinetta? C'è una, da questa cantinetta, nella piazza, che cantinetta? Nella piazza. Sì, quella sera, sì. Ah, si era già messo lo spolverino. C'era rimasto. Ma è la prima volta lo dice, sai? Io ho detto solamente una volta che non aveva. Lasciamo perdere, via. Quale sarebbe stavolta che non l'aveva lo spolverino? L'85. Nell'85. Lei scende, ce l'ha detto, ma si allontana dalla sua macchina o resta vicino alla sua macchina? Resto vicino alla macchina. Resta vicino alla macchina. Che lei ha detto era una distanza di 7, 8, 10 metri da quella del Su quella distanza lì. Sì. Il Pacciani, la sua macchina, la mette nello spiazzo dove era prima la macchina dei ragazzi oppure la lascia dalla parte opposta della strada? No, c'è il posto se lo mette per una macchina sola. La mettono un po' in rasente, ma un po' dentro la strada bisogna ci sia. Quindi il Pacciani mette la macchina in uno spiazzetto diverso da quello dove stavano i ragazzi. Lì c'è un po' di piazza appena per una macchina, nella piazzetta, dove c'è quelle piante lì. Cioè, dove c'erano i ragazzi c'era per lo spazio C'è della macchina. una pianta Questo vuol dire lei. o dei cespugli così. No, ma guardi, senta, io voglio capire questo. A un certo punto lei poi ha visto sta macchina sbucare, no? E quindi lì c'è la macchina dei ragazzi ed è uno spiazzo. Guardi, questo è abbastanza grande, glielo dico io perché ci sono stato, è piuttosto grandettino, insomma, non è proprio... Ma loro non si hanno fermati proprio vicino alla macchina, se andavano più avanti. Pacciani, più avanti. Non è che l'abbiano lasciata proprio Va vicino bene, là. ma e quindi non la misero nello spiazzo dove erano ragazzi? No. No.
E lo spiazzo dove la misero Pacciani e Vanni era dalla parte opposta della strada o dalla stessa parte? Dalla parte della macchina ferma. Dalla stessa parte. Ora io le chiedo una cosa. La macchina dei ragazzi si sposta prima o dopo gli spari? Dopo. E come si sposta? A marcia avanti o a marcia Marcia indietro? indietro dalla parte opposta andando giù. Andando giù verso la strada per Baccagnano. Però lì sono andato troppo giù al fossetto e allora sono rimasti bloccati lì. E lei dice, lei ha detto, incidente probatorio, contestazione. La macchina si spostò e venne verso la parte opposta di qua. La parte opposta dove c'erano loro fermi. Dalla parte di là. Sì, no, ma io le chiedo questo, lei ha detto dove c'erano loro fermi. Io gli domando, loro chi? Pacciani e Vanni? Sì. Ah. Allora la macchina si spostò e andò dove c'erano questi due. Se la macchina... No se, Aspetti. no se. Io le chiedo, la macchina si sposta e va dove ci sono questi due, Pacciani e Vanni fermi. Sì. Sì. Ma dopo si ferma quando ti ferma la macchina di là, Sì. che rimane bloccata in questo fossetto. E poi lei sempre a pagina 34 l'incidente probatorio dice, e poi credevano che non avesse sparato e poi si spostò la macchina e li ripresero bene. Ma io questo non ho proprio capito che vuol dire. Ora cerchiamo Se si sposta la macchina è un... No, se guardi, lei la risponde sempre con questi sì, abbia pazienza, perché non fa una bella impressione, no, bisogna lo dire, perché la gente quando risponde col sé vuol dire che tante le cose giuste non le dice, ma insomma, per esperienza mia, ho 35 anni di questo lavoro, quindi lasci stare sì. Io gli chiedo, credevano che non avesse sparato. Chi credevano? Come credeva? Ha detto lei. Ha detto, e poi credevano che non avesse sparato. Credevano chi? La prima volta gli hanno sparato, sempre dalla parte dove ti ferma la macchina. Ma allora però perché credevano che non avesse sparato? Chi è che credeva che non avesse sparato? Io ho detto gli hanno sparato la prima volta dalla parte dove ferma la macchina. Lo dicevo lei questa cosa. Lei dice credevano che non avesse sparato. E se non me l'ho spiegato il giorno per Non se bene. l'ha spiegato, ho capito. E poi si spostò la macchina e li ripresero bene. Io penso dalla parte opposta di là. Vuol dire che spararono ancora. Sì. Lei ha detto, guardi, è così, sempre a pagina 34 questo incidente probatorio, aspettavano andare via la macchina, a muoversi la macchina e allora andettero di là e di lì, si fermarono lì, non si mossero più. Quindi loro erano fermi dalla parte opposta della strada ad aspettare che si muovesse la macchina? No, ma la macchina si cominciava a spostarsi, però loro erano di fronte perché non poteva andare via di più. Cominciavano a sparare dietro. Quindi loro erano dalla parte opposta della strada e quando la macchina gli andò di fronte a loro spararono. Sono andati troppo giù e forse non ce la fanno a sortire E loro spararono. gli hanno ricominciato a sparare più. Ma loro erano dalla parte dove c'era il fossetto, erano loro. Sì, e poi si hanno spostati piace qualcosa. Sì. Ho capito. Io credo di essere spiegato bene, insomma. Ma non tanto, insomma. Verso quale parte della macchina furono sparati colpi di pistola? Io ho visto davanti. Davanti. E Ora le chiedo questo, lei ogni tanto usa questa parola, vetro della macchina. Sì, è vero. Scusa avvocato, ha detto una parola che si è accavallata col suo discorso. Cosa ha detto prima? Come? Davanti e? È davanti, è vero.
No, prima ha detto, ha sparato sul davanti e ha detto un'altra parola alla domanda del difensore. Sul davanti di me. Così ha detto. Sì. Comunque, Lo so. forse riuscirà a chiarire il problema affrontando un quesito terminologico con il signor Lotti, c'ha il suo linguaggio, insomma, ovviamente. Lei quando dice vetro, e non lo dice solamente qui, lo dice anche in un'altra occasione, intende il parabrezza della macchina, quello che c'è davanti al volante, no? Quello attraverso il quale il guidatore vede la strada. È quello il vetro secondo lei? Ma o mi spiego male io dico il vetro, il parabrezza davanti, no? No. O mi spiego male io, non so. No, lei ha ragione, perché comunemente quell'ao siamo il vetro. Da Sì. noi in Toscana si dice il vetro, però per essere sicuri, il vetro, parabrezza. E quanti colpi spararono contro il parabrezza? Non so, parecchio, non so il precisamente. Parecchi. Senta, questa macchina aveva fari accesi? A me pare erano spenti. Erano spenti. Sa perché glielo chiedo? Perché è sicuro, su questo non ci piove, che qualcuno ha sparato 2 colpi contro fari. Controfari, o opposizione o quell'altro. No, i fari. Proprio su. I fari della macchina. Sì, quella dei ragazzi. Però se uno ti ha di fronte No, se tu vedi preciso. Non gliel'ho chiesto, lei ha detto che i fari erano spenti, vabbè, si vede che questo ha sparato a fari spenti. Ma io mi ricordo che erano spenti, poi sai, già è tanto Va tempo. bene, non ti perché di Dio. Spararono o non spararono tutti e due? Chi sparò? No, uno solo, Chi? Piero. E dopo cosa fecero? Poi quando vedi che avevano finito di sparare, io sono andato in macchina e volevo andare via e mi fermano. E fu il mio Piero, dice, te non va via. Come un po' via? E perché? No, infatti. A questo punto che facevi? Infatti l'ha detto così, l'ha detto una cosa proprio strana però, perché lei ha detto la pagina 35 l'incidente probatorio, poi gli stettero un pochino lì fermi e poi gli hanno detti via. Stettero un pochino lì fermi a fare che? No, io volevo partire, poi vedi, mi chiamò uno, Piero, dice, te non va via. Te non tu vai via. A quel punto, allora che facevo io? Poi piano piano fece andare via. Ma anche loro rimasero lì un po' fermi, no? Ma io dopo non lo so perché andate via. No, ma il tempo che dovevano richiamare, se tu vai via, se volevano andarsene via lei, a maggior ragione stavano di loro, no? Ma io a quel punto lì poi andate via. Anche se mi fermano, che mi vanno in macchina, io... Senta, il Vanni in tutta questa situazione cosa fece? E dopo io non ho visto... Diceva lo spolverino, l'ho capito, il coltello ce l'aveva. No, io non ho visto, no, Spolverino ma niente coltello. È così? sì, una volta sola non aveva. Vabbè. E cosa fece? Ma io dopo sono ripartito, sono andato via la macchina. No, lei no, lasci perdere se fece lei, voglio sapere Vanni, lui, questo uomo qui, il che fece? Ma io non ho visto più nulla dopo, sono andato via. Ma prima lei se ne andasse Erano lì via. fermi, poi... Era lì fermo. Poi ho preso la macchina e mi sono allontanato piano piano. Allora le faccio una domanda precisa, risponde sì o no, e così sarà a posto. Lei vide se uno dei due, o Vanni o Paggiani, prese le chiavi dal quadro di questa macchina, di questi ragazzi e le buttò via? Ma non ho visto io bene, non ho visto. Non sono sicuro di dire preciso. Lei, prima di andare via, lei alla fine va via, vorrei vedere. Li vide risalire in macchina Vanni e Paggiani? No. Se io sono da questa parte con giù, come posso mai guardare Li loro? lascio lì, insomma, a piedi. No, io a piedi, io ho la mia. No, non lei, loro li lasciò a piedi, fuori dalla macchina. Sì.
Fuori della macchina della della No, non è normale, tu spara della gente, la strada di traffico, la macchina finisce una unetta e uno sta lì fermo a aspettare chissà cosa. Ciao, scusi, no, ti lascio andare un commento, non è che si fa. Poi ne parlò con Vanni di questo fatto. No, i giorni dietro no. Non gliene ha parlato mai? Sì o no? No, Mai? no. Gli contesto che lei ha detto a pagina 36, 35, 36 del verbale d'incidente probatorio. Lei ha detto, e poi di questo fatto ne ha parlato ancora con Vanni, la stessa domanda che le ho fatto io ora. E lei ha risposto, no, i primi giorni non ne ho parlato niente io. Poi non è che abbia parlato subito del fatto, e dopo quanto ne ha parlato, le ha chiesto il pubblico ministero, e lei ha detto, dopo una settimana, qualcosa di più. Quindi dopo una settimana ne ha parlato. Sì. Ah. Allora le chiedo questo, al momento del fatto, quella sera, lei si rese conto che questi due poveri ragazzi erano stati ammazzati? E che posso dire? Insomma. Sì o no? O si è rese conto oppure no? Non c'è altra strada. Mi ha dato da sta a pensare. No. No, non si rese conto. Fai No, giusto. non mi rendo conto di fatto. Non si rese conto che erano stati ammazzati. Uno va la prima volta non è che si... Era anche la prima volta. Poi si impaurisce un po', non sa più che quello che dice la cosa è l'altro. E quando l'ha saputo? Come non lo sapevo? Quando ha saputo che lì a Baccaiano erano stati ammazzati, erano morti due ragazzi, Antonella Vignorini e Paolo Mainardi, poverini. Senti alla televisione o il giornale non è che lo guardi tanto. Perfetto, il giorno dopo. O qualche giorno dopo. No, il giorno, insomma, qualche giorno. Però il giornale non è che lo guardi tanto. Vabbè, comunque la televisione un po' la guarda. Sì, poi. Allora, ci può spiegare perché aspettò una settimana a parlarne con Vanni di questo fatto? Più di una settimana, anzi. A sentire l'incidente probatorio, mai per quello che ci ha detto ora. Comunque, ormai, mettiamola che non se ne ricordasse stamani, che gli abbia parlato a Vanni dopo più di una settimana. Ci spiega perché? Più di una settimana? Sì. No, non perché più di una settimana, perché lei ha aspettato tutto questo tempo a parlarne con Vanni. Perché io sono tipo un parlo io. Non dico sono uno che non è che parli tanto. Insomma, guarda quei verbali che ha fatto, sembra proprio di no. Qui magari è un po' più laconico, insomma. Perché lei è un tipo che non parla. Allora, senta un po'. Parlare parla, Scusi, però... gli riepilogo un momentino. Mi tengo chiuso su me stesso. Vabbè, è chiuso, è una persona chiusa, va bene, e lei è una persona chiusa, però abbia pazienza. Lei viene trascinato, questa è la prima volta che succede una cosa di questo genere, perché lei, allora guardi, le faccio una domanda precisa. Prima di questo fatto, aveva mai sentito parlare Vanni o Pacciani dell'intenzione di ammazzare della gente? No. No. Ma prima no. Prima no. Lei con questo Pacciani, con questo Vanni, prima ci va a bere, ci gioca a carte, è così. Ma prima di Prima di questo fatto, sì, siamo in giugno dell'82. Io il Pacciano non conoscevo mai. Non conosceva Non conoscevo a quel punto di essere una persona normale. Vanni poi, le 25 anni che lo conosce, da quell'epoca lì probabilmente era un po' meno, diciamo 15 anni. In 15 anni ha sempre visto a bere, è così, no? Oppure gli era capitato di vedere che lui gli aveva detto guarda c'è quella ragazza, la voglio ammazzare, mi sta antipatica. Era mai successo una cosa del genere? Ma no.
Un bel giorno questi qui, con le minacce, la portano in un posto. E lei gli va dietro. Poi Pacciani piglia su una pistola e spara. Il giorno dopo poi lei sente che quelle due persone nel posto dove è stato portato da questi due con le minacce sono morte e ammazzate. E vabbè che è un tipo chiuso, insomma, ma andargli a chiedere, oh ragazzi, ma perché mi avete portato dietro se avevate intenzione di fare una cosa di questo genere? Come no? Non gli è venuto in mente di andargliela a chiedere, scusi. Gliel'ho chiesto. E perché, almeno chiedergli perché avevano voluto a tutti i costi che ci andasse anche lei? Lo devo spiegato anche. No, non ho spiegato. ti do un grazie. No, non ho spiegato. E resto la curiosità io. Però un pochino, infatti, non l'ha spiegato nemmeno il pubblico ministero, anche lui l'avrebbe voluto sapere, ovviamente. Tant'è vero. Qualcosa di diverso ha detto la settimana scorsa quando gli feci la domanda io, si ricordi? Quando dissi ma allora il Pacciani e il Vanni erano così stupidi così, che si portavano un testimone dietro, un discorso di questo genere. Sì, E lei cosa mi disse? ricordo questo discorso. Lei disse si andò lì perché io dovevo guardare le macchine. Sì, ma oggi ci ha detto che appunto. doveva guardare le Ma macchine. quel giorno lì è rimasto così, io non sapevo. Dopo ci Altre chiarirà. volte L'avvocato sì. sta facendo queste domande su questo punto qui. Lei continua a evitare. Vabbè. Vede comunque, È un Presidente. imputato, signori. Come? È un imputato. Sì, è appunto, è imputato. Come no? Imputato, collaboratore. Collaboratore no. No. Allora perché non è in galera, scusate, tanto, abbiate le cazzezze. No, questo non Questo è il potere del mistero che non questo non è la c'entriamo. sede. No, nella sede no, come nella sede, io sono un contribuente oltre un avvocato. Tra parentesi. C'ha un difensore. Signor Sì, c'è il Lodi. difensore sta zitto, fa anche bene. Ma insomma, lasciamo perdere, no, pubblico ministero. Colpa sua, sta trascinando la polemica. No. Vabbè. No, perché gli volevo contestare invece che lei su questa domanda che le ho fatto gliel'avrebbe fatto il pubblico ministero a pagina 36 dell'incidente probatorio. E cosa gli disse? Questa una settimana e passa dopo lei dice a Vanni gliene parlò e il pubblico ministero gli dice e cosa gli disse? E lei dice dissi del fatto di quel coso lì. Coso sarebbe il delitto. Dunque dice, e il pubblico ministero gli chiede perché facevano queste cose? Ovviamente dice, gli chiede perché facevano queste cose e l'autore risponde questo non me l'hanno spiegato bene. È così. Sì, questo è quello che ho detto. No. E ora ci risiamo alle solite domande più o meno per quello che riguarda l'omicidio di Giovani, di questi due ragazzi tedeschi. E faccio le domande, lo dico subito perché voglio sapere il motivo per cui lei andò a Giovani con Pacciani e Vanni. La domanda è questa: fra il giugno dell'82, che sono gli omicidi di Baccaiano, Sì. e il settembre dell'83, omicidi di Giovani, lei è andato qualche volta in giro di notte con Pacciani e con Vanni o con uno o con l'altro? No, quello no. Come no? Va. Sotto c'è andata. Quindi passa giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, passa quasi un anno e con queste persone lei si vede come al solito alla
insomma la cantinetta no, insomma nel bar della piazza, in giro per San Casciano, con Pacciani poi, fra l'altro, no? Sto parlando di questo intervallo. Sì, ho capito. Si vede con loro qualche volta? No, con loro direttamente di notte no. No, di notte, di giorno. Di giorno? Ma fa queste famose merende, accidenti alla miseria. Si parla di queste merende, dei compagni merende, per fare merenda. Le merende... Dove stanno le avete fatte anche merenda insieme? Sì. Qui a merende c'era la festa, così e così. Le feste, cioè. O qualche volta una tinetta, una merenda, così un panino. Però non spesso, non continuo. Però arriva questo giorno di settembre dell'83 e si presentano a casa sua, Pacciano e Vanni e gli dicono vieni con noi. È così che è andata. Sì. E lei risponde. E lei gli risponde. Dice sì, io vengo mia. Come tu vieni? Ma ti sei visto che ti ha posto così così nella via una persona con... E allora... Ma lì fu una cosa... bravo. Lei dice no, io non ci vengo, gliel'ho detta anch'io dopo l'esperienza la volta prima, dell'anno prima, col cavolo e andavo con loro io un'altra volta di notte. E lei, allora a questo punto, chi glielo dice? Pacciani gli dice, sì. Guarda, noi ti sei visto in tal posto, in una via. In tal posto, in una via, una persona, un uomo, che quest'uomo sarebbe stato il... Questo Fabrizio Butini. Però lì non c'è stato quasi niente, È stata una cosa così. No, aspetta, però su questa cosa bisogna approfondire un momentino. Guardi, io fra l'altro sono convinto che non sia vero. Che lei, per capirci, io sono convinto che lei sia una persona più che normale. Però qui c'è stato dei periti che l'hanno analizzata e hanno detto che insomma lei ha tendenze omosessuali. No, questo non è vero. No. Vabbè. Questo non me lo può dire. Non glielo dico mica io. Questo non lo può dire. E lo bello è detto. La non sa la persona che sono io. Lo dicono i periti. Io ho cominciato a dirgli, guardi, io non ci credo. Ma quelli professori ti hanno visitato. Ascolti bene. Prego, va. Io dico non ci credo, però questi qui hanno detto in questa maniera. Insomma, le è mai capitato a lei di sentirsi attratto da un uomo? No. Oh, via. Però ci sarebbe stato questo approccio di Pacciani una volta. Sì, ma quello che stavo lui, non mi è stato io andare. Stavo lui. Non mi è arrivato il punto, però. No, vabbè, torniamoci un momentino su questa storia qui. In questa occasione il Vanni era presente? No. Io ci andavo a trovarlo mio amico così, poi era diverso da quello che era. E insomma lei lo va a trovare e si ritrova lì e questo qui che fa? Allunga le mani. Non le prime volte, una volta così. Cominciava, io dissi che fa questo. E che fa questo? A quel punto lì ero solo lui, non arrivava il punto, però ed ero vicino. E allora che invece, poi andati via, che dovevo fare? Ma la spogliò? No, non arrivò a quel punto lì, però fece il tempo andare via. Perché fece il tempo andare via? Fatto proprio bene. Come no? Sarà andato via anch'io. No, lo sai, ma si scherzava. non è tanto bella, non so io. Ma allora, scusi, questa cosa del Butini, il Butini, tanto per cominciare, scusi, visto è stata una mattinata intera a cercare di capirla, sta cosa non c'è riuscito. Il Butini, sappia lei, è Finocchio o no? Io ero macchina con lui, però non ma a parte questo, non lo conosci. Lo conosceva appena. Non è che lo conoscessi proprio direttamente. Loro mi hanno visto così. Quindi lei non lo sa se è Finocchio oppure no? Questo non posso preciso di dire se è o no. Appunto.
Ma lei con questo Fabrizio Butini ci ha avuto un rapporto sessuale, sì o no? Non proprio direttamente. Non direttamente. No, so, per lettera, faccio No, capire. che per- Mi siete scritti delle lettere d'amore. Lei mi dice per lettera, ma io non capisco. No, per dire, Cosa vuol dire? dice non Cosa vuol dire, che no? vuol dire non direttamente? Cosa vuol No? dire direttamente? No, che sia andato proprio preciso a fare quello, no, quello no. Non è andato a quello scopo lì. No, non è arrivata al punto proprio di... Io sono... Lei faceva la donna o lui l'uomo? È così o no? No, io faccio l'uomo e lui la donna, però non è che ci siamo scesi, le ho viste appena io, perché poi mi hanno visto così in questa macchina, loro gli hanno riconosciuto Insomma, la senta, macchina. in questa macchina, voi, lei e questo Butini, eravate spogliati o vestiti? No, si è vestiti. Era vestiti. È stata una cosa normale così, però non c'è stato quasi niente. Eravate uno sopra quell'altro oppure no? Uno a sedere qua e uno di là e E uno a basta. serio, uno di là. Allora mi dice cosa potevano aver visto questi Pacciani e Vanni che per l'appunto passano con la macchina di lì quella sera? Hanno visto due persone sedute in una macchina che stanno uno seduto di qua e uno di là, tranquilli e belli. Allora, E perché ti hanno detto questo discorso ieri? Ma- Ti sei visto di tapposto così e così? Io non capisco. il posto era un posto isolato, No, fra le frasche, no, frasche, c'è una strada. ma una strada di paese o una strada di campagna? Venendo dal semaforo, il piazzone si scende giù, C'è un semaforo vicino? c'è un semaforo, non c'è masso. Noi siamo in una città, siamo a San Casciano. Sì, e che ho detto io? Non ho detto mia fuori San Casciano. No, no, ho capito, vabbè, no, perché voglio dire, tante volte uno vede due uomini, magari stanno a sedere uno accanto all'altro, però una strada di campagna in mezzo alle frasche e uno dice, ma No, che io ci non ho fa? detto, ho detto in una via a San Casciano. Una via a San Casciano, ma sono d'accordo con lei, no, una via a San Casciano, siamo perfettamente d'accordo. Una via, dal semaforo si scende giù e si gira, una specie di via Ampolese. Se mi ricordo bene, via Ampolese. Ma allora scusi, quando il Pacciani ti fece questo discorso e la minacciava, dice guarda si racconta in giro che ti sei visto il Butini, ma gliel'ha detto lei, ma guarda io il Butini era a sedere in un'automobile in una via di San Casciano, ma è che tu hai visto te? Gliel'ha detto lei? Ma io ti lo dissi, come mai tu hai visto bene di preciso chi tiene la macchina? Oh, io non capisco. No. Allora, a fare accesi può darsi che abbia visto bene, lo so. Sì, ma che ha visto? Ma che l'ha detto lei, eravate a sedere in macchina vestiti uno accanto all'altro, e che l'avrà visto? Sì, Il che avrà visto? Non me lo dica lei, che può aver visto. ma che ne so che ti ha visto? Io ti spiego quello che stavo fatto lì, quello di... Vabbè, senta, cerchiamo diciamo, lei oltre che con Fabrizio Butini ha avuto cioè, ma stava in macchina con altre persone, ha avuto altri rapporti No. con altri uomini, no? So, con Pucci per esempio. Con i Pucci? No, sono miei. Ma mi fa certe domande io non ne capisco io. È una domanda. Sì, lo so, lui fa la domanda, però lei dice io siamo no, andati se insieme, non è- però a quel punto lì io non ci sono mai arrivato. Insomma, senta, quello stare in macchina con i Butini verso il 1982, non si sa bene quando, insomma, credo sia a cavallo fra l'episodio di Baccaiano e quello di Giogoli, siamo lì in quel periodo di tempo intermedio. Ed è quello che mi fa quel discorso Sì, sui cose. ecco, benissimo. Questo rapporto in cui vi siete visti lei e Butini in questa macchina a sedere insieme dentro la macchina, che era la macchina sua o quella dei Butini? No, è macchina mia. Macchina sua. È stato l'unico episodio di questo genere o ce ne state altri? No, L'unico. Quello solo. non c'è stato altri. C'è Quello stato sì. quello di Piero, basta. Quello lì solo. Lei non ha avuto altre, so quei Butini ve l'avete visti altre volte? No, No, quella volta lì e basta. E guarda, è una combinazione per l'appunto arriva a questi altri passanti lì. Però scusi,
Lei ha scritto, lei dice che sa fare solamente la sua firma e basta, però una lettera, uno scritto l'ha fatto, l'ha scritto. Vero? Sì. Lei ha scritto, lei dice che sa fare solamente la sua firma e basta, però una lettera, uno scritto l'ha fatto, l'ha scritto. Vero? Sì. Ma l'ho scritto come so io. Come sa lei? Come so scrivere? E questo scritto c'è scritto: che facevi in quella piazzetta della strada verso il bar che ti inculavi Fabrizio Busini? Ma non è vero. Ha scritto lei, ma non è vero. Comunque leggiamo anche la parte iniziale di questa frase. Dice dai beni con noi se no si dice. Sì, Punto. ti inculavi Fabrizio Busini. Si dice. Dice, ma io Si dice. o mi sono espresso male lì. Che è venuto. Facciamogli a leggere a lui questa lettera, eh. Mi dispiace leggerla a lei? Devo leggere. Dall'inizio, piano piano. Via Luciano, forza che siamo noi. Mario e Pietro Pacciani. Che volete da me? Da? Adesso mi si è espresso bene anche qui, non è che... Comunque ora legga quello che è scritto, poi si chiarirà se si è espresso bene o no. Venite, se no si parla, che faceva quella piazzetta, Più voce perché non Chi? si sente. la strada verso il bordello. Chi che ho scritto? No, non ci capisco nemmeno io, l'ho scritto io. Fabrizio Busini, sono andato con loro la strada a Giovoli, siamo arrivati vicino alla piazzetta dove è avvenuto l'omicidio. Io sono sceso dalla macchina, Mario Vanni erano già, andavo verso il furgone. Poi mi chiamano, vieni qui perché devi sparare. Allora mi ha dato la pistola a mano e spara, è sparatoria diverso il colpo. Poi presi bene, mia presa di mano per andare verso la parte a sinistra. Poi ho aperto lo sportello, ho visto due incassavo come una bestia al lato verso la macchina, verso su di dietro, su davanti, su di dietro l'ho vista, non su davanti della guida, su di dietro. No, non mi ha scritto tutto qui per me. Vado via, sì, vado verso. Poi sono salito in macchina e sono andato a casa, fate cose mostruose, Omicidi, no? Vabbè, Lotte, chi voleva scrivere con questa lettera? Cioè, di che c'è scritto? Di che parla questa lettera? No, l'ho scritto così, ma io non mi sono espresso bene me qui nella lettera. No. Prego, domandela. Ma perché l'ha scritta, scusa? L'avevo scritta così per sfogarmi io, no? Però non l'ho scritta per precisamente
perché non so scrivere proprio perfetto. Insomma, lei ha detto che era una persona chiusa, no? Ha detto che anzi, quando a un certo punto gli ho chiesto perché non aveva parlato con quelle persone, dopo che ha saputo che quei due ragazzi Baccaiano erano stati ammazzati, lei dice, ma io sono chiuso, una persona chiusa. E insomma, poi c'è tutte queste differenze. Spontanea mia. È sicuro che sia spontanea? Sì, è spontanea. Che vuol dire spontanea? Per liberarmi di una cosa. Io ho detto il naso, non so scrivere proprio come tante persone. Sì, sì, non no, ho studi, sicché non so esprimere bene sulle cose. Sì. Insomma, ora ritorniamo al motivo per cui lei decise di andare con questi due signori. Questo giorno si sta parlando di Giogoli, di andare con loro. Pagina 43-44, l'incidente probatorio, il pubblico ministero le chiede, lei aveva paura? E lei risponde, insomma avevo paura, non avevo paura delle persone, avevo paura che lo dicesse a tutto il posto di San Casciano. E qui il pubblico ministero dice, ma cosa le dicevano? Se non vieni con noi ti si ammazza o se non vieni con noi si va a dire che tu eri con noi? E lei risponde, sì, questo qui, che si va a dire tutto questo fatto qui. Si va a dire a tutti questo fatto qui, cioè a dire, si va a dire a tutti, se ho capito bene, io ho capito bene, io vuoi che glielo rilegga Lotti, perché è importante questa cosa, vediamo per dove va a capo, per bene. Allora, il pubblico ministero le domanda, anche il pubblico ministero se lo chiede, poi no, è comprensibile, dice, ma perché questo qui dopo aver fatto dell'esperienza di Baccaiano, poi a un anno di distanza dopo spuntano questi due criminali e gli dicono vieni con noi e ci va, se lo domanda. E gli chiede, lei aveva paura? Su questo punto aspetti, e lei risponde, insomma, avevo paura. Non avevo paura delle persone, avevo paura che lo dicesse a tutto il posto di San Casciano. Questa è la pagina 43-44. Ma cosa le dicevano, dice il pubblico ministero, con quelle domandine fa lui tante volte un pochino suggestive. Se non vieni con noi ti si ammazza o se non vieni con noi si va a dire che tu eri con noi? Sono tutte e due le cose. Tutte e due le cose. Sì, questo qui, che si va a dire a tutti questo fatto qui. È così? Sì, sì. Allora gli disse, guarda, o tu vieni con noi o ti si ammazza e poi si va a dire a tutti che tu eri con noi quando siamo andati a Baccaiano. È così? È così. Allora perché tirava fuori sta storia dei Butini? O Lotti? Cosa c'entra il Butini? Come ci c'entra il potere? È sempre su questo fatto qui. Allora gli disse tutte e tre le cose. Sì. Gli disse, ti si ammazza. Si dice che tu eri con noi a Baccaiano, si dice che tutti inculavi i Butini. E questo gli hanno detto. Accidenti però che minaccia. Ma questa è la prima volta che lo dice, sa? No, signore. Finora ha fatto delle alternative, ha detto una volta una cosa, un'altra volta un'altra. Ora, tutto insieme lo sta dicendo ora per la prima volta. E quindi vennero da lei. A casa sua questa volta vennero? Sì. Sentì picchiare così, io non sapevo mica chi erano. E lei era solo in casa? Sì. Ero nella casa di Scherma.
Ah, era laggiù alla Draga. Dormivo lì dentro, in quella casa, insomma, della personaia. In un periodo di tempo a questa Draga ci ha dormito anche la Filippa con lei. Sì, la c'è stata, diverse volte, non una volta, diverse volte. E questa volta non c'era la Filippa. Qual è la volta? Questa volta sono venuti Pacciano e Vanni. No, Si faceva da mangiare da sedia. lei? Lei, Lotti, si faceva da mangiare da sedia. Io me l'ho fatta sempre da me. Usa dei coltelli da cucina. No, coltellina normale, La cucina. coltellina normale. Quelli da cucina è presa da carne. No. da roba. Allora lei naturalmente di fronte a tutte queste minacce ci ha detto oggi lei gli va dietro con la sua macchina. Quale macchina? Di che colore? A quanti anni? Che anno è lei? No, si sta sempre Se mi dice parlando- l'anno, viene Dio preciso, se no. Io subito. Settembre 1983. L'82 avevo un 124 giallo. Poi nell'83 cambiai il 124 e comprai il 128. Quindi c'era un Però il preciso, il giorno o il mese non mi ricordo. c'aveva un 128 di che colore? 128 rosso. Rosso. E si fermarono su questo spiazzo. C'è sempre una spiazza. Vabbè, si fermavano su questo spiazzo. Spencer fare. Lei Spencer fare. Ma in che posto? Se me lo dice non mi fa. Giocoli, via, Lotti, si sta parlando di gioco. Parla di gioco lì. Si parla Ma se me lo dice mi fa. No, me l'ho detto prima, no, ha ragione, me l'ho dimenticato di dirglielo, si sta parlando di giocoli, Lotti. La domanda è se lei Spencer fare. Nella piazzetta? Quando arrivò nella piazzetta. Sì, E loro Pacciani e Vanni di Spencer. sì. C'era stato altre volte in questo posto. No, Lei andava avanti a Pacciani o lo seguiva? no, dietro. Durante il percorso Pacciani si fermò, No, cambiò strada, no, mai cambiato strada. diritto anche qui fino al furgone. Adesso andavo direttamente lì. Benissimo. Sapeva preciso il posto e quando c'era il il posto. e il furgone. Ma gliel'aveva indicato lei prima questo posto? No, Lei era la prima volta che lo vedeva questo posto? la prima volta sì. Anche il furgone era la prima volta che lo vedeva. Io vedi quella sera quando si arrivò lì. Si ricorda che tipo di furgone era? Ma il coso, lo stile del furgone? No, la marca. La marca? Pare un Volkswagen, però non sono sicuro se era un Volkswagen o no. Va. E quindi Pacciani e Vanni scendono dalla macchina e vanno verso il furgone. E Sì. lei? Lei Io scendo dalla macchina però non vado proprio lì vicino alla macchina, al furgone, resta un po' a distanza. a distanza. Quanto distante? È pochissimo, pochissimo lì, da loro. Quanto? A 1 metro o 2. Faccia così. conto che quel televisore lì è il furgone. No, un po' più vicino. Più vicino che da quel televisore? Sì. Alla metà. Quando lascio la macchina c'è pochissimo, non c'è tanta. Quindi con queste due macchine a questi furgoni andaste addosso tutti con le macchine. No, addosso no, io Addosso no, ma insomma a distanza di pochi metri. 4-5 metri massimo. 4-5 per metri massimo. Tutte e due. No. Sia con la macchina sua La macchina sua di ha detto passava la piazzola, non proprio ha detto proprio preciso alla piazzola, un po' più avanti. La domanda è se con le due macchine andaste vicino al furgone e di quanto?
Io mi fermai sempre sulla strada, però nella piazzetta dove c'è degli ulivi, una casa lì vicino, non so. Lei c'è tornato sul posto? Come sul posto? Dopo il fatto c'è tornato? No. Come? Non c'è tornato la polizia? Ah, quello sì. Ah, è tornato. Ha fatto anche un grafico anche lì. Il sopralluogo per individuare. E quindi lei, ma le vostre macchine rispetto al furgone, sto parlando della sua e di quella di Pacciani e di Vanni, Sì. più o meno, grosso modo, indicando, tenendo un punto di riferimento questo spazio che ha di fronte a sé, che è quello là del televisore, a che distanza le lasciaste? Dai furgone? Sì. Ma come fa a giudicare? Ho detto altro 5 metri, può essere Quanto anche di più, non lo so, preciso. Più di 10 metri? No, io non ho detto 10 metri. No, per dire, ha detto un po' di più, di 4 o 5. Può darsi siano 8 metri, non so, 8, è preciso, ma da 4 a a 5 giudicarlo. 8 metri. Quindi scesi di macchina andando praticamente verso il furgone, e come fa a dire lei si fermò distante dal furgone? Scusi, lei era lì. Ma non posso mica lasciare la macchina in mezzo alla strada lì. No, a chi gli ha detto lascia la macchina in mezzo alla strada? C'è una cassettina, lascio la macchina lì. Basta. Non è che... Lasciando la vola, la lascia a 4-5 metri di distanza, 7-8 Può darsi sia anche di più, di distanza da non questo abbiamo furgone. Ha detto lei, Piazzi, era di più, me lo dicevo io, insomma, non ci tenga sulle spine, non è molto difficile. Come può giudicare? Può Ma darsi come dai fa? 10 Ma metri, come, più, scusi, che- abbia pazienza, c'era lei in quel posto, come fa a giudicare una distanza? La distanza si giudica a metri, si dice guarda, E che fa? Come come fa a fino al giudicare? muro, si dice guardi, fino alla signorina con il golf arancione, fino al televisore, fino al presidente, fino a lei avvocato, insomma, ce lo dico. Gli ho già spiegato. 8-9 metri massimo. 8-9, vabbè. Se no, E lei scende e va verso il furgone. E lei si avvicina, poi vi avvicinate, ma si avvicina prima loro al furgone. si avvicina prima a loro. Ma, Ecco. Vanni e Ma Pazzi- lei cosa fa? Si avvicina a loro o sono loro che si avvicinano a lei? Perché a un certo momento lei deve essere molto vicina a Pacciani, guardi, glielo dico subito. Ma io ho detto, scendo dalla macchina e vado lì, lui vicino a Pietro. Poi mi chiama e allora mi sposto verso di loro. Ah, allora Pietro l'ha chiamato. Ha detto, come gli ha detto? Lotti, vieni qua. Lotti, vieni qua. E che? E mi mostrano una cosa che io non sapevo nemmeno tenere la mano la pistola. Quindi quando Pietro la chiama e dice Lotti, vieni qua, a che distanza siete dal furgone? Ma come puoi giudicarlo? Non so, mio, Insomma, vabbè, un un metro, metro, poco più. Ovvio, oh bravo. Vedi? Quindi vicino. Sì, dici. Cerotti, vieni qua. Lei sa vicino. Ecco, questo furgone mi pare gli hanno chiesto qualcun altro, dentro c'era la luce accesa. Una lucina accesa, mi Ah, pare. c'è anche la luce accesa. Cerotti, vieni qua. E gli dà una pistola, va bene, così. Ma io non avevo mai visto, ma non sapevo nemmeno come fare a giocare. Comunque, gli deve stare a mano. Però lì per lì non sapevo come fare a Prima tenere che la questo mano. Pacciani avesse questa arma in mano, Pacciani aveva già sparato contro il furgone. No, prima no. Prima. Poi vede che un vabbè. mi riusciva a ricosare. No, ci sta arriva, aspetta. Non anticipiamo la cosa. Lei prima questa pistola l'aveva mai vista? No, Aveva mai avuto modo di maneggiare una pistola prima di quella sera? mai. Sa come si mette la pallottola in canna, una pistola? No. Come si toglie la sicura? Se non sono prato come fa a dirlo perché No, se non ho fatto. invece no, e basta. Quindi lei non è in grado di dire, siccome lei mi pare di capire di armi, e specialmente di pistole, No, non se ne intende punto, No, nulla, niente, nulla. e quella era la prima volta in vita sua che prendeva a mano una pistola, Sì, ma è sicuro? sono sicurissimo. Colotti, via. Sono sicurissimo. E Pacciani lo sapeva questo, Di che?
che lei la prima volta pigliava la pistola a mano? E lui mi ha detto che andava a dire una No, parola lei non gliel'ha detto, quindi non lo sapete. No, tante volte potevate aver parlato prima. Se dico non ho mai visto la prima volta il giorno lì e basta. No, lei c'ha un talento naturale, sa. Come un talento? Vabbè, lasciamo perdere. Se dico così... Allora lei però l'ha avuta a mano questa pistola, questa volta. Ma me l'ha data, però Gliel'ha sapevo, data, non sapevo nemmeno come Va fare. bene, Cosa... benissimo, lei l'ha avuta a mano. Ce la può descrivere? Come la pistola? La pistola ce la descrive, ci dice com'era. Lunghetta così, non so corta, quante sono le più pistole. corto il manico, più lunga la canna, più corta la canna del manico, nera, chiara, nichelata, come l'era? Era sul nero. Sul nero. Poi il manico com'era? Più lungo o più corto della canna? Di normale. Normale io mi prendo in mano... Normali non la lo può cosa. dire perché siccome lei questa è proprio una delle occasioni in cui lei normali non lo può dire, perché lei di pistola non se ne intende, una ha mai vista una, non ha mai maneggiata una, quindi lei normale non lo può dire. Lei ci dice come l'era questo manico, più lungo o più corto della canna? E prendere una mano. Prendeva la mano, stava nella mano. Sì. Va bene, per forza voleva anche vedere la pistola se c'era un manico, se non istante la mano. No, nel senso che non fuoriusciva, no, intendiamoci. Ah, Non ecco, usciva dalla mano. non era più lungo della mano Io le mani piccole non ho. e la canna era lunga. Stava giù. Oh, il preciso come fuori ho dato tutto. E di un pezzo lungo così, il preciso non posso come fare. Il caricatore usciva o no? Ma non guardavo perché a quel punto non sapevo più che fare. Non, No, ho, visto, perché- non ho visto bene se c'era il cosa. Però Pacciani dice di sparare. E lei? E io sapevo nemmeno come fare a giocarla, sicché non è che... Però ha sparato. Ho provato a sparare, però non so se ho preso il vetro. No, no, ho preso lasciamo pensare se ha preso, ma i colpi l'ha sentiti. il colpo si sentiva del partito, però. Quanti? Non so mica, stava tra i 2 o 3, il preciso come fa a dire. Comunque più d'uno. Più d'uno. Più di uno sì. E lei ha sparato contro il furgone o contro i ragazzi che erano dentro il furgone? Ha mirato contro Ma io tiravo verso il furgone, se l'ho preso o no, non so. Beh, da 1 metro non pigliare un furgone è un po' difficile. Non Comunque, so io. comunque, lei ha sparato contro il furgone o contro i ragazzi che erano dentro il furgone? Se sono di faccia così, di fronte al furgone. Fronte a furgone. Lei fronte al aveva furgone. visto che dentro il furgone c'erano dei ragazzi? Per appunto c'è un vetro mezzo opaco, sicché non si vede tanto bene. Sì, tanto. Però lei ha detto che aveva sparato contro il vetro. E ora si è capito che il vetro è il parabrezza. Sì, Allora non l'ha preso, sa? come? Non l'ha mia preso. No? E ho preso lo sportello, il preciso. Il parabrezza non ha mai quindi non stava attento il parabrezza, Tra l'altro parlavo vetro opaco, non è il parabrezza. Allora non confondiamo. Io ho visto il vetro opaco, Lotti, che Ha detto che vetro, scavette. ha detto vetro. il parabrezza come vetro, non ha. Se lei è avvocato difensore, lei non c'era quando io ho chiesto al signor Lotti che cosa intende per vetro e lui mi ha detto che per vetro intende il parabrezza. Ci siamo stati 5 minuti a chiarire questa cosa. Ha risposto anche a me, Sì, avvocato, però, il vetro. scusi avvocato Pertini, però dobbiamo precisare una cosa, in questo frangente ha detto che il vetro era mezzo opaco e non era certamente il vetro del parabrezza. Questo ha detto ora, se vogliamo stare alle regole. Bene, come ci spieghi lei, Lotti? Bene, poi vuol sapere l'avvocato. Allora, come? ha sparato contro il parabrezza o contro il vetro opaco? Contro il vetro opaco. Però ho preso lo sportello e il vetro, che non so. Non lo sa. La paura della pistola a mano, non so sicuro se l'ho preso o no. Ma ragazzi l'ha presi. E come può a saperlo? Io Preciso. l'ha presi. Perché di 9 colpi non ce n'è uno e non è andato a segno contro quei poveri ragazzi, sa lei.
Ma c'è stato il caso di Lei ha mirato contro ragazzi, sì o no? Contro il furgone ho detto io. Ah. Però non so, 3 colpi contro il non furgone. so se li ho presi. E però lei non sa se ha preso i ragazzi. No. E i ragazzi li aveva visti, li vedeva dentro mentre sparava, sì o no? No. No. Senta Lotta, scusi avvocato se mi inserisco un attimo, però nell'incidente prematorio lei ha detto che vide che il ragazzo, almeno un ragazzo, era a sedere. No, da Quindi principio vuol dire che allora anche no, mi se c'è sono il vetro spiegato. opaco, la luce interna fioca. No, io ho detto la parte dietro. Ma cosa vedeva? Dalla parte dietro, che si spostava, però non vedevo bene se la Lei persona. ricorderà che ha detto anche i ragazzi si a spostava, sedere davanti, Ha detto era a sedere sul sedile anteriore. Poi si è corretto il giorno dopo che lei sarà. l'incidente probatorio ha sempre detto Qualcosa Lì vedeva, ha detto vedeva davanti. qualcosa, riusciva a Il vedere giorno la sagoma, 27 Non proprio per bene, però e il giorno vedevo. 28 novembre ha detto ma ero sbagliato Il ieri. 27 disse anche che vide Non mi sono spiegato bene, non ho Vabbè, sbagliato. no, facciamo parlare a lui, facciamo parlare a il lui. ragazzo davanti vide un'ombra, quindi era palese appunto che l'ombra non poteva essere davanti ma dietro. Va bene, ora facciamo Lei, chiarire a lui. avvocato, sta suggerendo al suo difeso di dire ha sparato Io sto ricordando quello che disse il 27 di novembre in quest'aula. Sì. Disse che si accampò al furgone e vide delle ombre. Avvocato, io la pregherei di non interrompermi troppo. Solo per precisare, avvocato. Ha capito, perché non vorrei andare incontro a uno sfogo che ho sullo stomaco da tanto tempo. Va bene, avvocato. Allora a questo punto interrompiamo 10 minuti perché anche Lotti è stanco, va bene? vai, lasci farlo su. Nel frattempo che domani non si può tenere udienza perché l'aula è occupata dal GIP. Noi andiamo avanti fino all'altoretta e poi sospendiamo. Non so, vuol l'acqua? Che? Ha bevuto? Ma subito, ma in questo momento no, più Vabbè, avanti. comunque gli arriverà la bottiglia ora. fra poco. Bene, Facciamo complimenti. il vino non gli possiamo dare, però l'acqua sì. No, a dire la verità il vino lo bevo pochissimo, si chiama. Bene. Chissà cosa ci vorrà. No, non è vero. Prego avvocato, prego, possiamo riprendere. Grazie Presidente. Senta Lotti, Sì. volevo farle una domanda a proposito di questo percorso che avreste fatto con la macchina lei. Lei ha detto che questa piazzola era passato un bar, è vero? Come la persona passava? Si parla del gioco. No, scusi. Parla del gioco. Ci sta, no, sto La tornando a persona, Baccaiana. scusi, Baccaiana, il bar mi fa essere No, un senza, caffè. scusi. Allora torna a Baccaiano, va bene? Per tornare a Baccaiano, siccome no, è una persona mi ha fatto presente, no? Quindi volevo confrontarla. Tornando a Baccaiano, questa piazzola era la macchina di questi ragazzi, cioè lei ci ha descritto gli anzi di queste e ha detto passato in bar, che gli ho chiesto a che distanza era, ha detto anche chilometro. Sì, È circa 1 chilometro. sì, è circa un Di lì andare Quindi, verso. venendo da San Casciano, prima si passa il bar e poi si arriva alla piazzola. Ma da San Casciano dobbiamo pigliare Ponte Rotto, San Pancrazio, si scende San giù. Pancrazio e poi c'è il bar. No, non c'è il bar vicino, c'è la strada che va verso il Baccaiano proprio, dove c'è il paesino. Ma insomma, Non so se mi sono spiegato. per arrivare alla piazzola si passa davanti a questo bar oppure no? Ma quale bar? Il bar, ha parlato lei di un bar. Ha detto Ma non mi arrivi, quasi 1 chilometro più avanti, là. Più avanti verso il corpo. Insomma, non ci si passa davanti al bar, No, è dopo il bar. il bar è più avanti là, Più avanti andando verso Baccaiano. verso Baccaiano, sì. No, ho capito, vabbè. Ma come lei aveva detto passato un bar, allora io gli dico, anche a me mi risultava che era dopo. Va bene, chiaro. Io una cosa, Lotti, ho visto che quando lei faceva vedere come aveva preso sta pistola, che gli avrebbe passato Facciani,
lei usava... Come? Così? Io della verità sono mancino, sicché non può... È mancino? Sono mancino io. Oh, questo lo sapevo. Lei è mancino. Però di molte cose posso fare anche la veste. Però lei normalmente è mancino. Vabbè, me la faccio proprio di vedere lei era mancino, glielo voglio chiedere. Vabbè, mancino. Insomma, senta, per tornare a questi spari che lei ha rivolto verso il furgone, lei ha mirato o non ha mirato contro le persone? Sa cosa vuol dire mirare, no? Sì, lo so, ma Ma io contro le persone? non sono mai sicuro se l'ho preso o no, questo non No, posso giudicare. no, lasci perdere se l'ha preso oppure no. Voglio sapere se lei ha mirato. Io ho fatto così, però non è... No, abbia pazienza, per mirare significa, capisce, fare in modo da allineare la canna della pistola verso il bersaglio. Sì. Ora io sto mirando a lei. Sì. Lei ha fatto così con quella pistola oppure no? Però ero un paurito con la mano, non sapevo come fare a tirare il coso, che non è una cosa tanto facile. Lo so che non è tanto facile, ma insomma voglio dire... Se non ha presa mai la Sì, pistola a ma mano, non lei la sa come... pistola l'ha diretta verso le persone oppure no? Verso il furgone, il furgone fermo. Ok, via, basta, l'ha diretta verso il furgone. Ci può dire perché sparò? Se mi dice di sparare, io che fo? A quel Sì, punto... ma se gli dice buttarsi in arno, lei si butta in arno. Dice tu devi sparare, tu... è arrabbiato così, che posso fare? Io che potevo fare? Ma urlava. Qualcosa che ha detto, urlava così, e io che potevo fare? Urlava, Giustamente- spara, e questi due dentro il furgone che faceva mentre il Pacciano urlava? E gli è vicino a me, poi gli ha visto... No, gli ho chiesto cosa facevano i due dentro il furgone. Io non vi ho mai visti per bene dentro. Gli ha quindi sempre devono la parte passare. opposta di dietro. Ma qualcuno si è affacciato dallo sportello fra questi No, due ragazzi? non ho visto proprio affacciato dal portale. Infatti lei l'ha detto a pagina 50, il verbale incidente probatorio, mi hanno dato la pistola loro, perché loro poi, non loro, Pacciani, perché poi non gli ha mica dato la pistola. Forse non mi ero spiegato Vabbè. sulle No, dichiarazioni. d'accordo, non potevo mica fare diversamente. Ma tutto così. E dopo Pietro apre lo sportello, lei ha detto, io vorrei sapere, questo l'ha detto sempre a pagina 50 dell'incidente probatorio, vorrei sapere quale sportello apre Pietro, perché guarda, il furgone Volkswagen ha praticamente 3 sportelli. Ha 2 sportelli di dietro, No, non so. ce n'ha 2 davanti, va bene? Ma fuori di davanti dove c'è la guida. Dove c'è la guida. E No, poi fuori- c'era uno, no, c'era dicevo- uno da una parte. Quelli fuori della guida. Ci sarà uno sportello esame. No, ci sarà. Anzi, ce n'ha 4 per l'esattezza, sbagliato. Ce n'ha uno dietro, uno di fianco e 2 vicino alla guida. Quale aprigli gli sportelli facciamo? Questo dalla parte di qua, Di fianco? dalla parte dove ero io. No, io. Lasci perdere dove era lei, perché non si è capito prima dove era lei, come si fa a capire ora. Io gli ho chiesto se aprì lo sportello, uno dei 2 sportelli della guida, oppure se aprì lo sportello di fianco, Quello di dietro ho detto, non quello dietro. dove c'è la guida. Se no, di dietro, dalla parte di fianco, il po' metà- non è di dietro, è a metà del fianco, furgone. a Metà fianco, di fianco, a metà del furgone, bravo, benissimo. Lei vide che i giovani del furgone erano stati colpiti? Ma lì per lì non è che abbia... So, vide... Saranno stati colpiti, certo. No, non no, so. saranno stati, lasci fare. Lo vide lei o sì o no? Era giù, uno gli ha appoggiato la parte di là e uno un po' in più giù, stesi. E quando l'ha visto lei? Quando gli hanno aperto lo sportello, Ma che erano morti se ne accorse? no, come fa? Sono mi andato vicino proprio lì dove c'erano le 2 persone.
se ne accorse qualcun altro era morto. Ma lui gli ha sparato da una No, parte gli opposta di chiedo, là. a parte lei non vide che questi ragazzi erano morti. Gli domando, eravate in 3, no? Sì. Se ne accorse qualcun altro che erano morti? E come fa a dirlo questo? Non lo Come sa. fa a dirlo? Non lo sa. Per esempio potrebbe averle detto Pacciani o Vanni, guarda sono morti, o poverini no, sono morti. Io lì per lì può darsi mi avrebbe detto qualcosa, però non è tanto per, Non l'ha visto. di rispondere per me, perché Non so. uno di quei momenti lì non sa che... No. Ma lo vide lei che erano 2 uomini. Quando aprì lo sportello e l'altro mi messo a alzare la voce e dice, beh, sono 2 uomini. Ah, L'aveva visto uno dei 2, Pietro l'aveva visto. uno dei 2. Se uno ti ha capelli lunghi, bisogna vedere come ha capelli lunghi. Ma lasci perdere i capelli lunghi, voglio sapere, lei lo vide che erano 2 uomini o no? Sì o no? Lo vedi quando era aprito lo sportello. Come fece a vedere? Se uno di giù si vede uno di capelli lunghi, non so. Se vede i capelli lunghi può essere una donna. O mi sei andato proprio lì a vedere proprio Appunto, il no, io questo voglio sapere, se lei era proprio lì a vedere. Perché per rendersi conto che questi lì erano 2 uomini, bisogna che qualcuno li veda da vicino, e bene sa. Ma me l'hanno detto precisamente Pietro, che erano 2 uomini. Ha detto Pietro? Di che ha detto? La parola precisa, le ripeta. Dice, lui se fossi un uomo e una donna invece erano 2 uomini. Ha visto E si era incazzato, dice, erano 2 uomini. Ma allora lei si trattenne un po' sul posto dopo. No, mi allontanavo un po' più in su. Poi vede, mi allontanavo parecchio. Dice, No, che perché guarda, lei vede, quando è stato interrogato, incidente probatorio, lei dice no, me ne andai dopo che aprì lo sportello. sì, mi allontanai su, ma però non andate via subito, insomma, mi allontanai su. Si allontanò su dopo. Lui verso la macchina, non proprio vicino alla macchina, insomma. Mi allontanate lì, quando vedi che sta. E perché non se ne andò? Perché mi disse di non andare via subito. Anche stavolta Pietro disse resta lì. Chi glielo disse, Pietro? Sì. Per Poi- fare che? Scusi, no, per sapere, ho capito l'idea. Dice resta qui. A Non so fare che? perché, se avrebbero fatto tutto loro. Appunto, quello dico anch'io. Lo so. E poi a quel punto lì, impaurita con la marea, è rimasto un me bloccato in quel punto lì. E poi piano piano presi la macchina e andate via. Ma invece lei dice che andò via. Nonostante No, stavolta mi spostarono un po' più in su, si è verso la ribellato, strada. Sembrerebbe, perché dice, durante l'incidente probatorio lui mi disse di star fermo, non andare via, non ce la facevo più, io andavo via da me. Sì, vedendo quelle cose lì non è tanto spettacolo bello. Insomma, andò via o non andò via? No, mi disse di stare fermo, non dovevo andare via. E Però, lei ci rimase fermo o andò no, via? si stette un po', poi andate su verso la macchina e andate via. Ecco, e mentre lei rimase cosa fecero questi altri 2? No, erano infermi, però li aveva visto di là 2 uomini, si che non poteva fare le altre cose di... Vanni si era messo lo spolverino. sempre lì, sì. Se era messo lo Fuori una volta sola e basta. No, no, ma lasci perdere fuori una volta sola e basta. Quella volta, Tedeschi, Vanni si era messo lo spolverino, anche questa volta. E l'aveva, sì. Allora. Senta, ora le contesto quello che lei ha detto in un verbale del 26 aprile 96. Io vorrei sapere, a proposito della faccenda di Francesco Vinci, chi fu a dirgli che l'omicidio dei tedeschi era stato fatto per far scarcerare Francesco Vinci? Chi glielo disse? E Pietro? Le contesto che il 15 luglio 96 le ha detto che gliel'aveva detto Vanni. Insomma, tutte e 2. Tutte e due. Vabbè, insomma.
Più preciso. Più preciso, tutti e due. In coro? Tutti e due insieme in coro? Si è fatto per far scarciare, tutti e due insieme in coro? Oppure prima uno e poi l'altro? No, tutti e due insieme. Tutti e due insieme. E nell'occasione gli dissero per caso che l'omicidio di Calenzano era stato fatto per scarcerare un certo Spalletti? No, questo non so niente. No, non sa niente. Detto Spalletti no. No, non mi ha nemmeno sentito nominare. Lei sa che quando avviene l'omicidio di Calenzano, che avviene 4 mesi dopo l'omicidio di Scandicci, in galera c'era un certo Renzo Spalletti, lo sa? Questo non so niente io. E che questo omicidio di Calenzano è l'unico omicidio a distanza brevissima di tempo da un altro, 4 mesi. Non lo sa. Spalletti non gli hanno mai parlato loro. No. D'aver fatto un omicidio per scarcerare un certo Spalletti, un infermiere magari, potrebbe vedere qua uno che lavorava alla misericordia. Questo non so niente. Non glielo abbiamo detto. Però tutti e due insieme gli hanno detto che questo omicidio tedeschi l'avevano fatto per far scarcerare Francesco Vinci. Sì. Io le domando questo qui, questa cosa Vanni e Pietro, tutti e due, gliela dissero, sono diventati tutti e due, gliela dissero prima o dopo l'omicidio dei tedeschi? Innanzi. Prima? Infatti è proprio quello che ha detto a pagina 3 del verbale interrogatorio del 15 luglio 1996. Prima, ha detto, forse prima. Poi però a pagina 11, sempre questo verbale di interrogatorio, lei racconta che vedendo questa persona che girava per San Casciano, Vanni gli avrebbe detto: è quello che abbiamo fatto uscire perché... Se me lo dirà loro mi fa sapere la persona che... Insomma, allora scusi, se gliel'hanno detto prima, torniamo un momento a quello che ha detto, se gliel'hanno detto prima dell'omicidio dei tedeschi, lei sapeva che dovevano essere ammazzati questi tedeschi? So io. Cosa gli avevano detto per dirglielo prima? Come? Lei ha detto che gli dissero prima dell'omicidio che facevano l'omicidio per far scarcerare Francesco Vinci. È così che ha detto? Sì. Allora come gli dissero? Guarda Lotti, che noi siamo intenzione di far scarcerare uno sta in galera e per far scarcerare questo ammazziamo 2 persone come progetto, come programma. Dissero così. Però non so se è uscito subito o no. Non posso sapere. No, lasci perdere se è uscito subito o no, questo è un altro discorso. Io voglio sapere se questi gli fecero questo discorso facendo un programma di ammazzare qualcuno. Perché una cosa è dirla dopo. Guarda, quando sono venuto con noi il giorno a Giogoli e sono morti quei 2 tedeschi, la ragione era che si doveva far scarcerare Francesco Vinci. Questo è il discorso. Fatto prima invece, il discorso è un altro. Il discorso è: Lotti, guarda, fra poco noi si va a ammazzare qualcuno per far scarcerare Francesco Vinci. Quale di questi 2 discorsi gli è stato fatto? Ha capito la domanda? Sì, ho capito. Non ha capito, me lo dice. E io gli ho detto, se l'ha capito, ti rispondo. Quale di questi 2 discorsi? Sarà stato il primo. Cioè? Allora il primo sarebbe: si va a ammazzare qualcuno per far scarcerare Francesco Vinci? Sì, quello mi hanno riferito a me. Gli hanno detto prima, via, Sì. così. Allora lei il giorno che andaste a Giogoli lo sapeva, andavate a ammazzare qualcuno? Prima. Me l'avevano detto un giorno avanti. Il giorno avanti gli avevano detto. Per andare in questo posto qui. Ah. Ho capito. E perché? Che gliene portava a loro di Francesco Vinci? Gliel'hanno detto? A me non me l'ha spiegato bene. Non gli hanno spiegato.
fatto questo discorso così e basta, non c'è altro. Gli hanno parlato, non so, di una pistola, della pistola, che Francesco Vinci era collegato a una pistola. No, questo non me l'hanno riferito. Non gli hanno mai detto che la pistola gli aveva data Francesco Vinci, no? Per caso. No, questo no. Ma quando gli dissero a questa maniera avrebbero fatto l'omicidio ai tedeschi per far scarcerare Francesco Vinci, gli dissero anche il nome di Francesco Vinci? Sì. Sì. Allora senta, quante volte, quando e quante volte lei ha visto questo Francesco Vinci? Quante volte, per cominciare, 2, 3, 4, 1, quando e dove? 2 volte. 2 volte. La prima l'ho visto così, però non sapevo se era questa persona, questo Francesco. La prima lei lo vede, Ma io vedo questa era persona. solo, era con Vanni, era con qualcuno? Quando lo No, vede ero la verso prima volta? vicino ai bar. Ho visto questa persona così. Ho fatto una persona, se è quello o un altro, non so. Scusi, Presidente, no, perché dichiarazione del relato. Se tu un mugugno di Vanni, tu non conosco nemmeno. Quindi, sono permesso. Allora lei com'era? Solo quando lo vide la prima volta? Vicino ai bar. Sì. Lei era solo e questo Solo. signore era C'è solo. le persone. E questo verso- signore era solo. E io andavo giù, io sono messo a sedere lì. Andava giù, camminava giù per la strada. Verso dalla piazza andavo giù. Ma per lei questa persona era una persona qualsiasi. Per me sì, Quel giorno lì era una persona mia, nessuno me gli ha lo detto guardalo Francesco Vinci, non gli ha detto nessuno quella volta. No, che lo sapeva, era proprio lui. E come mai gli rimase impressa questa persona? No, come è presa? No, Se perché passa una scusi, persona. Poi dopo lei, quando lo rivede la seconda volta e qualcuno dice guarda quello è Francesco Vinci, lei si ricorda di averlo visto la volta precedente. Ma a me senta, mi sembra, a me non mi è mai capitato, voglio dire, lei la prima volta che lo vedeva era questo signore, quella volta l'ha visto la prima volta. Io ho visto vedeva questa quella prima persona, volta. come fa a sapere se è Francesco Vinci? Io ho detto Appunto, no. lei non lo No, sa, e lei vede allora- una persona qualsiasi. Ma perché l'assiste su una cosa che No, una persona no, qualunque? No, la lotta si incavoli. No, io mi cavo. No, invece devi capire. Allora, l'avvocato vuol sapere questo. Come mai? Quando si dice quello è Francesco Vinci, lei si ricorda di averlo visto l'altra volta. Com'è che ha fatto a ricordarsi? Quale particolare l'ha colpito allora? Sulla barba, sull'altezza. La barba e l'altezza. Eh? Sì. E quando era? Come? Quando l'ha visto la prima volta. Non l'ho detto innanzi. Dica l'anno, non lo dica la stata. Un giorno, non so che giorno era. Che No, io voglio, mi basta sapere l'anno. E come fa a ricordarmi l'anno preciso? È difficile ricordarsi. Prima o dopo l'omicidio dei tedeschi? Era stato dopo. Dopo. Molto dopo o poco dopo? E come fa a ricordarmi dopo? Come fa a se dire un ma come fa a capire bene? Un solo. E quando l'ha vista aveva la barba. Quando l'ha visto aveva la barba. La barba, sì. Tutte e due le volte aveva la barba. E io ho visto la barba. Però, insomma, un accenno, un'idea del perché si era andati tanto da fare per farlo uscire di galera, gliel'hanno fatto? No. Allora ora si parla dell'omicidio di Picchio dell'84. Lei prima del delitto andò solo lei o con la Filippa nel posto di Picchio dove avvenne l'omicidio?
La prima volta con la Filippa. Con la Filippa. Forse lei sapeva meglio il posto di me. Sì. Mi dico così, poi Sì, no, ma perché? che ci sia stato un qualche domanda. Non ho capito, dico, ma perché è un posto particolare? Come? Questo posto, forse lo sapeva lei prima di me, perché? Ma lei ha preciso, dice, si va in questo posto. Sai, andando una donna, tu passi lì, fai i numeri e ti ritrovi lì. Ma c'eravate andati apposta, lei e la Filippa, per fare l'amore? No, No. Eravate in giro? per andare in giro e piano piano, sai, tu prendi qua a fare chilometri. Ma in giro sì. O una donna insieme e tu fai anche 109 senza pensarci nemmeno. Non so. Ma insomma, adesso non è poi detto. No, Però voglio dire questo, insomma, non avevate una meta precisa, una meta per dire non stavate andando in un posto preciso, No. eravate a zonzo. sì. A un certo punto la Filippa dice, guarda, fermiamoci qui, così, E vedi una botteghina e ci si può lì a mangiare A mangiare la casa qualcosa. di prosciutto, Sì. no, c'è un ponticino. c'è il ponticino, va bene. Poi dopo la Filippa la portò in questo posto, gli indicò questo posto. No, sono andate più in giù, verso il Più in fiume. giù, Ma quando lei ci è andato con la Filippa in questo posto, c'era anche una macchina? Oppure No, allora no. E quando lei andò lì con la Filippa a faceste l'amore, fece l'amore con la Filippa in quel posto, in macchina? Ma qualcosa si fece. Però in macchina non è che si Ora, faccia senta, che lei abbia No. delle riserve a So. parlare dei suoi rapporti Ma- con Butini, lo capisco, ma con la Filippa ce lo può anche dire, non c'è mica nulla in mano. La macchina non è che si faccia proprio bene un Hai andetto. ragione, questo è vero, sì. Però, insomma, che cosa ho Insomma, qualcosa si è fatto, Qualcosa siamo si è fatto. un po' sbagliucchiati, qualcosa Bravo, di accettato. bellissimo. Insomma. fatto? No, proprio una persona. Allora come fa a dire che era lo stesso posto riguardo al posto che poi, in cui poi è avvenuto l'omicidio? Non potrebbe essere stato un posto diverso, il posto dove lei si è fermato con la Filippa? Diverso. Noi si fermò lì. Cioè, Siamo andati giù lì con la macchina. sì, poi. ho capito, ma Ma lei... noi siamo proprio posto che dice qui c'è una piazzetta, c'è qualcuno. Ho Come capito, faceva ma a capire? vede, io voglio dire, io sono con una donna, giro per i fatti miei, sono a Zonzo, faccio anche centinaia di chilometri. A un certo punto questa donna mi dice fermiamoci lì. Lei si ferma lì. Poi ci ritorna, quanto tempo dopo ci è ritornato? Il presidio non può ricordare, non so. Ma più o meno 10 giorni, non so. 10 giorni. Come fa a dire era proprio del posto lì? Cioè, aveva qualche cosa di particolare questo posto per riconoscerlo? No, No. Senta, a quell'epoca lei, quando era andato in giro con la Filippa, è andata a finire in questo posto, abitava con la Filippa? io? Sì? No. No. Salvatore Indovino era in carcere o era libero? Io da lei ci sono rimasto quando era dentro questo Salvatore Sì. Indovino. Il tempo dell'81 là. Verso l'81, quindi lei... Va bene. Io l'ho conosciuta nell'81, Certo, certo. in agosto in San Casciano. E le era capitato altre volte di fare l'amore in macchina con la Filippa? E quel giorno lì... No, quei giorni lì no, parliamo di altre volte precedentemente. No, di molte volte si faceva lì in casa, infatti niente. Mi pare anche a me, no? In macchina non è che si faccia tanto bene. Poi lei faceva la professione lì, in macchina non si fa bene, quindi era stata la prima volta. Poi io non ero mica tanto peso, ero più peso allora. Lo so. Sì, che in macchina non è che si faccia tanto bene. Questo sono perfettamente d'accordo con lei. Sì, lo so. Siamo uomini di mondo. Io non ho fatto il militare a Curia, ma insomma. Quindi d'accordo, sono d'accordo. Voglio dire, era la prima volta che lei faceva l'amore in macchina con la Filippa, quella volta lì? A quel punto lì sì. Sì. Sì, sì. Oh, perfetto. Ed era giorno o era sera? Sempre dopo mezzogiorno. Quindi era giorno, Sì, c'era la luce. sì.
E non c'era nessuna macchina. No, allora no. No. E rispetto al giorno che c'era, lei dice era andato lì con la Filippa, poi se fosse andato lì in un posto diverso, non lo so, dice era quello, vabbè. Che c'era andato con la Filippa. Dopo quanto tempo ci tornò col Pucci? L'ha detto poco prima, 10 giorni ha detto. Ma sicuro non lo so, una settimana o di più, non fa a dire. Ma più di un mese? Mettiamo qualcosa meno, non lo so. Un po' meno di un mese. E cosa ci andò a fare con Pucci? No, se uno c'ha Isadetta Fragilare, c'è un posto così, che c'è una botteghina. E andaste alla botteghina, Sì, siamo d'accordo che siate sì, andati alla l'avevo- botteghina. Ammettiamo lei ci sia andato alla Filippa, alla botteghina, abbiamo usato la botteghina, la casa di prosciutto, si mangia bene, si spende poco, lei ci torna poi dopo il Pucci. Ma lì invece, nel posto dove c'è la piazzola, che ci è andato a fare al Pucci? Andava a fare, noi si fece un giro così e poi appunto si trovò la macchina lì dentro. Non si è detto apposta per vedere se c'era la macchina o no lì. Senta, abbia pazienza, sa. Qui non siamo in un locale pubblico, in una discoteca, qui siamo in si sta attraversando una strada, si cammina per una strada con l'automobile, a un certo punto c'è una piazzola, è giorno, anche quando c'è andato col Pucci era giorno, vero? Quando si arrivò era giorno. E a un certo punto si cammina e vi fermate lì alla piazzola a fare il E si arrivò lì. Ma perché? Ma per quale motivo vi siete fermati lì? Noi siamo andati lì, si fosse la macchina ferma. Vi eravate fermati prima a mangiare alla botteghina? Poi si fece un giro. No, le chiedo, le domando, vi eravate fermati prima a mangiare Sì, alla botteghina? Sì. sì. Poi, finito di mangiare, Si fece il ripartiste. giro e si arrivò lì ai fiumi. E uno mi ha detto che perché si è andato apposta per vedere questa opera. Ma vi siete fermati per qualche ragione, no? Perché... Un momento, non è che si stava proprio Un momento. di fare guardoni per guardare che questi No, facevano. la domanda successiva, volevo sapere se lei e Pucci facevate guardoni qualche volta. Ma proprio guardoni, a dire la verità, no. Mai? Di andare vicino proprio per vedere, no. No. Lei con Pucci ci va spesso in giro in macchina, ci andava spesso in giro in macchina. E poi ci siamo smesso di andare insieme. Sì, ma per un po' di tempo andavate spesso in giro in macchina. Ci siamo andati per parecchi anni insieme. In quel periodo di tempo lì andavate spesso insieme. Sì, si andava a Firenze. Sì. A Firenze a trovare Insomma, la Gabriela dei Livelli, eccetera, no? Sì, quando me l'ha fatto conoscere lui. All'Arlettino. Ci sono andato qualche Certo, volta. certo, Un paio di vabbè. volte. o tre- Ma io volevo sapere questo, ma con Pucci le era mai capitato di fermarsi in un posto dove c'era una macchina, diciamo così, in mezzo alle frasche o vicino alle frasche? No. No, la Questo- prima volta. Questa era No, non mi ha fatto questo. non l'ha mai fatto e questa è stata la prima volta. In dove? Questa volta qui della piazzola di Vecchio. Non te l'ho spiegato come è andata. Mi ripeta che questa è stata Siamo andati lì, c'è la bottega, si mangiò il panino e poi ci si spostò un po' più in giù. Sì. E si arrivò a questa piazzetta, non è che si è andati proprio precisi lì per vedere se c'era la Allora, bottega. vi fermate lì così per fermarsi. Non ci stette tanto, un momento lì per vedere, poi ci hanno visto e allora ci siamo Vabbè, andati no, lì. aspetti, un corra. No, io non corro. Comunque lei è sicuro che fosse la stessa piazzola in cui si era fermato con la Filippa? Quel posto lì? Sì o no? Sì. Però non è che sia andato direttamente alla piazzola se Vabbè, invece c'era qua.
Comunque, io vorrei sapere come fa a essere così sicuro, perché insomma da che cosa riconobbe il posto, perché di spiazze, di campi accanto alla strada, intorno a Vicchio e nelle campagne intorno a Firenze ce n'è tanti. Va bene, lasciamo perdere. Poi lei, le contesto questo, l'incidente probatorio, pagina 55, dopo aver detto, però non si andò mica a vedere proprio preciso che facevano. Rispondendo alla domanda del pubblico ministero all'udienza del 27 novembre, ha detto, se si vede, se si guarda una coppia, io credo che da una macchina la non si vede, non lo so, quello siamo scesi per forza. Da questa sua dichiarazione, lei fa il 27 novembre, sembrerebbe che voi in questa occasione foste scesi dalla macchina e vi foste avvicinati alla macchina di questa coppia, questa... No, io ci sono avvicinato proprio alla macchina. ha detto lei, cioè, dice, se si vede, se si guarda una coppia, ha detto, io credo che da una macchina la non si vede, non lo so, quello siamo scesi per forza. Dalla macchina no, se mi andavo proprio vicino lì, come fossi da qui alla televisione. No. Da qui alla televisione, si è fermato? No, da qui a questa televisione, dalla stanza. E che ci andava a fare vicino alla macchina tanto della coppia? Dove si trovava? Nella piazzola? La macchina nella piazzola. Quindi distante dalla strada? Vicino alla strada sarà. Sarà vicino, distante quanto? Perché la piazzola non so se era più corta prima, non so com'era. No, la piazzola rimasta sempre la stessa, sa, perché le piazzole non è che si allungano, non sono mica elastici le piazzole, e sono piazzole, vero? Quindi sono rimaste sempre. Ma se l'hanno ripulita dopo, questo per forza. Io non lo so, io comunque devo so dire, poi dopo non c'entra, io voglio sapere se questa macchina a che distanza, quando voi vi siete fermati sulla strada, voi, asfaltata lei? Dalla parte opposta della strada. Dalla parte opposta addirittura? Sì, dalla parte... vi siete fermati lì lei? C'è una piazzolina lì, c'è una pianta lì. Benissimo, e poi siete scesi dalla macchina? Ma non siamo andati direttamente proprio alla macchina lì vicino. Siamo stati distanti 4-5 metri. A fare che? Per fare che? Noi si è guardato così e basta. Poi ci hanno visto, allora siamo andati via e basta. Io non ho fatto altro. Che te non ti rompe l'ora, a me non è importante. Mi pare anche a me, ma io vorrei capire perché si è avvicinata a questa macchina lei, però, ecco. Non si può. Io ve l'ho spiegato, se no non me l'ha spiegato, guardi, non me l'ha spiegato proprio affatto. Comunque dentro la macchina vide c'erano 2 persone. Sì. Sì. Un uomo e una donna. Un uomo e una donna. E che stavano facendo questo uomo e questa donna? Si chiamano, dicono si è visto noi. Sì. Poi se l'hanno fatto prima l'amore, questo... Quindi non stavano facendo l'amore, non erano spogliati. In quel momento ho visto si baciava, poi se l'hanno fatto prima, questo non so. Ma erano spogliati o no? Ma io li ho visto vestiti. Vestiti. Erano giovani? Come può a dirlo se gli hanno giovani? Vabbè, non lo può dire e noi dice non lo posso dire. Non me ne sono perché come può a giudicare? Vabbè, ha ragione. È rimasto a una certa distanza, questi si sono accorti e voi... E noi siamo andati via, siamo andati via. Ma avvicinandovi voi, lei e Pucci, vi siete avvicinati normali, come uno cammina normalmente, oppure stando un po' preparati fra i cespugli? No, un po' perché faccio vedere non bene, insomma un po' appena nascosti. Un po' nascosti? Ma non proprio nascosti di tutto. Ma insomma... No. Ci hanno visto, Perché a quel punto non sono partiti subito, ma insomma... Comunque, quando lei e Pucci vi siete avvicinati a questa macchina, era ancora giorno o era notte? Quando siamo arrivati lì? No, quando vi siete avvicinati alla macchina dei ragazzi, la Panda celeste, era giorno, era notte, era buio o c'era luce? Cominciava a fare la sera un po' di buio, in principio, non proprio buio direttamente. Pagina 55, l'incidente probatorio, contesto le ha detto mi pare di giorno sì. Di giorno quando si arrivò, poi... No, di giorno quando vi siete avvicinati. Poi c'è un po' buio dopo.
Va bene, no, poi dopo lei dice di aver parlato di questa cosa a San Casciano con Vanni. Di che? Di questa coppia. Di parlare vedo solo Sì. detto Ma io volevo sapere questo, cosa gli ha raccontato a Vanni a San Casciano? L'aver visto due ragazzi in una macchina? Sì. E basta. D'altra parte aveva visto altro di quello lei. Sì, avevo visto questa macchina e basta. Io ho detto avevo visto questa macchina, sì. E perché glielo raccontò a Vanni? Forse mi ha scappato detto sì, parlando. Scappato detto in che senso? Parlando. Ma scusi, precedentemente Vanni gli aveva detto guarda, se tu vedi due ragazzi in macchina me lo dici, me lo racconti. Gli aveva dato delle indicazioni. Stavo parlando di questo io, no? Non stavo parlando di questa macchina, ti avevo detto, no? C'era una macchina. Sì, no, ma io volevo sapere se prima Vanni gli aveva chiesto, siccome Vanni si sa che non guida l'automobile, parte dorme. Si desse alto verbale, vedo, non fa che dormire. Continua a dormire, non si preoccupi. Volevo chiedere, Vanni gli aveva detto per caso prima, dice, guarda, se ti capita di vedere delle coppiette raccontamelo, dimmi dove sono. No, ma aveva detto un discorso, dice se tu vedi qualche macchina ferma a un posto e basta, non ha approfondito proprio di tutto. Ma no. C'ha una maniera di rispondere tante volte che è ambigua, capisci? Lascia tutto per aria. Non si capisce bene se una cosa è bianca o nera, è tutto sul grigio. No, è un discorso. No, non è un discorso, perché tutta la prima volta che lo fa. Tanto per cominciare glielo contesto. Formalmente. E poi non è chiaro. Dice, ma gli disse, insomma, insegnami le coppiette, sì o no? Sì. Sì. E lei però poco fa, quando io gliel'ho chiesto, perché lei mi ha detto che girava spesso col Vanni, era andato spesso col Vanni a pigliare in campagna dei contadini della roba a mangiare. Sì. Io gli ho chiesto se durante queste gite vi eravate fermati a vedere le coppiette con Vanni. No. E lei ha risposto di no. No. Quindi Vanni dice insegnami le coppiette, però quando siete in giro insieme per le campagne non ci andate a vedere le coppiette. Non è un po' strano? Le sembra strano? No, io voglio dire. Se ho detto no, è no. No, benissimo, no. Comunque senta, scusi, ma questo discorso sulla coppia vista a Vicchio, lei a Vanni gliel'ha fatto dopo l'omicidio di Giogoli, vero? Dopo l'omicidio di Giogoli e dopo l'omicidio di Baccaiano, erano già avvenuti questi due omicidi. Come? Che discorso avevo fatto io? Lei ha detto poco fa d'avere detto a Vanni di una coppietta vista a Vicchio, no? Sì. E lei questo discorso gli chiedo io, lo fa a Vanni dopo che sono avvenuti gli omicidi di Baccaiano e di Giogoli, è vero? O prima? Ma il discorso non ho capito bene la parola. Oh, maledetti Dio. Allora, senti. Lei parla a Vanni di questo posto dove ci sarebbe questa macchina con la coppia. La domanda è questa: questo discorso lei glielo fa prima o dopo? Aspetti, finisca, faccia finire. No, non è chiaro. Prima o dopo l'omicidio di aver visto questa macchina? Sì. Prima. Prima è l'omicidio. No, lo dice l'omicidio di Giogoli.
di Giogoli, no, per l'omicidio di prima di Giogoli di Baccaiano, insomma prima dell'82 e dell'83. Ma io non capisco la parola. Ma insomma non è difficile. Allora glielo dico un altro. Questo discorso hai visto questa coppia? Ne ho riferito io, no? Sì, ma io voglio sapere, lei glielo riferisce prima o dopo gli omicidi, non quello di Vicchio, di Giogoli e di Baccaiano? Sempre prima. Ah, quindi... Allora non capisco bene allora. Allora, senta, guardi, c'è un omicidio a Baccaiano che avviene nel giugno dell'82, ci siamo? Sì. Un omicidio a Giogoli che avviene nel settembre dell'83, un omicidio a Vicchio che avviene nel luglio dell'84, d'accordo? Sì. Oh. Che questo discorso lei gliel'abbia fatto, che abbiate fatto questo discorso, lei e Vanni, prima del delitto di Vicchio, su questo non ci piove, perché non si capirebbe assolutamente. Ma io capisco questo io, poi non so. Io volevo sapere se l'aveva fatto questo discorso prima o dopo gli altri due omicidi, quelli precedenti. Sempre prima. Sempre prima. Io ho detto sempre prima. Sempre No, prima. se non mi sono spiegato bene io non so. Poi lo interrogeremo noi e si chiederanno anche queste cose qui. Va bene, a me torna. Allora, lei c'è stata prima l'82 lì, a Vicchio. Con Pucci, quando c'è andato? Come 82? Invece sì. Il Presidente ha fatto la domanda e gli avrei fatto immediatamente dopo io. Capito? Se lei dice, lei ha detto cose diverse prima, fino a questo momento qui, ora sta dicendo una cosa diversa. Se lei dice che quando è andato quando è andato a Vicchio e ha visto questa coppietta e poi ne ha parlato col Vanni, dice sì, ho visto una coppietta, sì, eccetera. Lei sta dicendo ora che questo avveniva prima dell'omicidio dell'82 e dell'83, quelli di Baccaiano e di Me lo riferiva sempre innanzi, prima. Ma innanzi che? Innanzi all'omicidio di Vicchio o innanzi agli altri due omicidi? Ma sempre innanzi, sempre innanzi. sempre innanzi a che giorno? Se erano già avvenuti gli omicidi di Baccaiano. Lo so questo, lo so. Quanto avvenne tutto questo discorso? E di mezz'ora gli si sta chiedendo. No, io capisco bene. Ma io sono quello che ha risposto anche alla mia domanda nelle scorse udienze, Damo, se no... Ora documentiamolo così, se no andiamo un po' al salotto. Va bene. Comunque voglio dire, facciamo il discorso che lei facciamo finta che lei abbia risposto, Lotti abbia risposto, che questa cosa lei gliela disse dopo l'omicidio di Giogoli e di Baccaiano, va bene? Sì, ora io le chiedo questo. Lei sa che Vanni ha questo vizietto, no? Ma lo sa perché sono 2 volte. Ogni tanto gli salta il ticchio a Vanni di andare con Pacciano a sparare alle coppie in macchina. Sì. Mi segue? Sì, la seguo. È già successo prima altre 2 volte. A Baccaiano e a Giogoli, dove lei c'è stato trascinato a forza con le minacce e tutto il resto che le ha detto. E lei proprio a lui gli va a fare questo discorso della coppia di Vicchio. Per fare che egli fa questo discorso. Non l'ho spiegato già. No, non l'ha spiegato. E questo lo deve spiegare. Nel parlare ho detto c'era questa coppia lì a Vicchio. Così gli è scappato. Ne parlando, non parla, scappa un discorso così, che c'è una macchina, così e così. Come ho riferito io. Va bene. Poi le tornò sul posto, ha detto, insieme a Vanni. Vero? Sì.
Una volta sola o più volte? Una volta sola. Di chi fu l'idea di tornare sul posto? Se mi si andare nel posto l'ho accompagnato. Voglio sapere chi è che propose di andare in quel posto. Se fu un'idea sua o fu un'idea di Vanni o fu un'idea di Pietro Pacciani. No, di Vanni. Vanni. E quando lei c'è andato insieme a Vanni era giorno, era sera, era buio, c'era la luce? Dopo mezzogiorno. C'era la luce o era buio? È sul buio la sera. Come? Sul buio la sera. Sul buio la sera. E quando partiste da San Casciano l'idea era quella di andare a vedere se c'era quella coppia? Sì. Prima di fermarvi in quel posto vi fermaste da qualche altra parte? No. Arrivaste dritti su questo posto? Sì, dritti. Si passa lì. Si arrivo lì. Sì, ma l'ho chiesto prima se vi eravate fermati prima da qualche altra parte, ha detto di no, state dritti lì. Sì, si è detto giù, piano piano e si arrivò nel posto. E ci trovaste la stessa macchina Panda celeste vista al Pucci. Era sta macchina ferma. Questo quando successe? Rispetto a quando c'eravate stati col Pucci, quanto tempo dopo lei ci andò col Vanni? Come fa a ricordarmi preciso i giorni? No, io preciso non ve lo chiedo, voglio sapere grosso modo. Lei può cominciare a dirmi un giorno, diversi giorni, un giorno, 3 giorni, 10 giorni, una settimana, un mese, 2 mesi. Insomma. Come fa di una settimana se proprio No, lei come può essere ma preciso? scelga, io guardi anche quante proposte le fa. Un giorno, 2 giorni, 3 giorni, una settimana, 2 settimane, un Stavo mese. dopo 4-5 giorni. Come fa a Dopo ricordare? 4-5 giorni. Preciso. E dopo 4-5 giorni lei parte con Vanni da San Casciano, va diritta a Vicchio e ci trova quella macchina lì. Una bella combinazione, Lotti. E lei pensa che ci si debba credere noi a queste cose? Anche le sere prima l'aveva sempre trovata combinazione, guarda, glielo contesto. Quale sere prima? Quando c'era andato un Pucci, quando c'era andato La sera, no, Anche le sere c'era prima, stato una volta un Pucci una settimana prima. E poi ci Almeno. È buio o ci si vede quando arrivate lei e Vanni? E cominciava a fare pure la sera. Scendete di macchina, sì o no? Sì. Li vedete fare l'amore, sì o no? Quando servivo con noi lo avevamo fatto vedeva per finire. Era una macchina così, l'ho visto. Una macchina così, quindi non faceva l'amore. No, quel punto lì quando servivo noi no. un mistero, su. Ora, se va no. bene tutta la mattinata. Non Ora, ho aperto non so bocca che- tutta la mattinata, me ne ma dà. l'esame è andato molto bene, quindi non Bravissimo, c'è motivo. però- Infatti mi meravigliavo. Infatti si deve meravigliare perché le risposte le dà da sé, diverse da come va gliele ha bene. date l'imputato. Ah, ce l'ha. Se le tenga, l'imputato le dà in un certo modo, se non le vanno bene non si colpa mia nessuno. Allora, lasciamo fare. Via. Non mi Come va? Come va? non mi era a trovare sospendere? mostri. Non Dobbiamo mi era a trovare sospendere? mostri a tutti No, i sono stato a farmi vedere questo dente Cosa? perché sono stato 3 giorni perché mi doleva di molto questo Hai dente. fa male i denti? E ho detto a farmi guardare questo dente e me l'ha ripulito, ora sto un po' bene, però mi Fa male il dente? dà un po' d'ugia. Presidente, in 1,5 se si può sospendere. Sì, si può sospendiamo un attimo, così si No, ripiglia alle 2:30, un quarto alle 3. No, via, un perché non quarto alle fa- 3. scusi un momento. Allora sospende fino a un quarto alle 3. No, 14:45. Sì. Tanto quel bicchiere si...
Pregavo il figlio Stop. Grazie Presidente. Allora, Lotti, siamo arrivati a parlare degli omicidi di Vicchio, si ricorda, e in particolare di questo gita che fece lei insieme a Vanni, arrivando a questa piazzola dove c'era la macchina di questi ragazzi. Le chiedo, quando lei arrivò lì in questa piazzola, era buio o ci si vedeva? No, ci si vedeva un po'. Sì. Siete scesi dalla macchina le Vanni oppure no? Sì, siamo scesi un momento, poi non siamo andati proprio vicino alla macchina. Ecco. Quindi non avete visto se facevano l'amore questi due ragazzi oppure no? No, io ho visto dentro la macchina, io non ho visto se facevano no, un momento lì no. Va bene, poi questi ragazzi si allontanarono da lì. Sì, e dopo aver visto noi fermi in quel momento, mettevamo un moto e andavamo su verso i bar. Chi è che decise di dargli dietro a questi ragazzi? Dargli dietro. Aspetti, di seguirli? No, lo chiedo. Se decideste insieme, lei, Vanni, tutte e due, oppure uno dei due che disse andiamogli dietro, oppure che non lo disse nessuno, che voi vi trovaste a andargli dietro perché era la vostra strada. Sì, partivano innanzi a noi e noi fece la strada che fece loro. Ma voi questa strada dovevate fare naturalmente o per dargli dietro? No, per ritornare via bisogna fare quella strada lì. Ecco, quindi nessuno dei due disse andiamogli dietro? No. Poi voi vedeste questa macchina si fermava vicino a un bar e che la ragazza entrava nel bar, vero? Sì. Lei restò in macchina e Vanni invece entrò nel bar anche lui. Ora volevo chiedergli questo, prima di entrare nel bar Vanni glielo disse cosa intendeva fare? Che voleva parlare con quella ragazza? Dice voleva bere nel bar, poi si comincia a parlare. Va bene. E prima di scendere dalla macchina gli disse che quella ragazza l'aveva già conosciuta. L'ha fatta conoscere quell'altro, penso, questo non so preciso. No, non lasci perdere chi gliel'aveva fatta conoscere. Lei volevo sapere se Vanni gli disse guarda quella ragazza io la conosco. Lo disse? Sì o no? Ma per lì non sono sicuro se l'ha detto sì o no. Non lo sa. Beh. A pagina 59 del verbale incidente probatorio, su una domanda del pubblico ministero, il pubblico ministero le chiede: le disse che la conosceva questa ragazza? E lei dice, Lotti risponde, dice c'era stato qualche altra volta, poi non lo so con chi io, e segno che la conosceva bene, se no come faceva a parlare una donna che non la conosce? Quindi non so, io ripeto, glielo disse, gli disse la conosceva o no? E ora preciso mi può darsi ma abbia fatto questo discorso così. Però ora non se lo ricorda. No, preciso no. Senta, ma prima di questo fatto qui, che riguarda appunto Vanni e va dentro a questa ragazza, visto che lo conosce da tanto tempo Vanni, perché ha detto 15, 20 anni, 25, le era mai capitato di vedere il Vanni che cercava di attaccare bottone con delle ragazze? Ma dove? Giovani, a San Casciano oppure da qualche altra parte? Ma questo non è mia presente, se quello dicevo no, questo come può no, io voglio dire, insomma, a volte c'è questi vecchiotti, però si danno da fare, no? E lui era uno di questi. Questo, a dire la verità, non posso precisare preciso. Non lo sa. Cioè, comunque a lei non gli è mai capitato di vederla attaccare a bottone con qualche ragazza. Era la prima volta. Lì per lì a San Casciano non credo l'abbia, so, quando non c'ero io, questo non lo posso dire precisamente. Va bene. Cioè, lei non l'ha mai visto. Prima di questa volta lei attaccare a bottone una ragazzina giovane non l'aveva mai visto. Guarda. È così o no? Ragazzina proprio non credo, no. No.
Quindi Vanni entra dentro e lei dice ci sta una decina di minuti, poi esce tutto arrabbiato e tira fuori le frasi che la ninfomane, no? Sì, ha detto qualcosa alla ragazza che... No, lasciamo vedere che gli aveva detto la ragazza, poi si vedrà dopo, ma insomma lui era tutto arrabbiato. Sì, a quel punto lì sì. Sì, lei ha ragione, signor Dontini, a risentirsi. Mi sentirei anch'io se fossi in lei. Non so mica io ho detto la cosa. Ma voglio dire perché quella parola, e non voglio ripetere proprio per rispetto del signor Dontini. Ma come mai disse una cosa di questo genere, Vanni? Lei se l'è chiesto, perché non aveva vista nemmeno fare l'amore. Ha detto prima lei che siete L'abbiamo arrivati... fatto prima, questo come fa a dirlo preciso? Vabbè, non lo so dire perché. L'abbiamo fatto prima, questo... Io ho visto di una macchina, sì. Senta, in un interrogatorio precedente, uno dei primi che lei ha reso, il 6 marzo del 96, lei ha detto certe cose. Io le chiedo, lei nel 1979-80 andò a casa di Pacciani una volta? Sì, non ho detto niente, ci sono andato, sì. No, io sto parlando proprio del 1979-80. E in questa occasione lei ci è andato, o in una delle occasioni in cui lei ci è andato in questo periodo di tempo, il Pacciani gli propose di andare con lui a Vicchio a mangiare da un suo parente. Sì, questo discorso me l'ha fatto. Però io non ci sono andato. E lei non ci è andato, va bene. Ora, volevo chiedergli questo. Vanni le aveva fatto delle domande sulla coppia che aveva visto a Vicchio, e che tipo di domande gli aveva fatto? Come domande? Sì. Lei dianzi, rispondendo a una domanda mia, ha detto, come aveva detto altre volte, ha detto io così mi scappò di parlargli di questa coppia di Vicchio, va bene? Sì. Parlando del più e del meno, mi scappò, vabbè, gli ho detto ma come lei si ricorda, insomma, una cosa imprudente da parte sua, direi. Comunque, in seguito a questa sua imprudenza, l'avergli accennata a questa coppia di Vicchio, che poi a sentir lei sarebbe stata la prima volta che gli parlava di una coppia, il Vanni gli fece delle domande su questa coppia, e se gliele fece queste domande, cosa gli chiese? Queste domande... Che c'è queste due persone in questa macchina, basta. No, beh, insomma, non c'è bisogno di fare delle domande. Gli ha detto c'è due persone in una macchina a Vicchio, davanti a Vicchio. No, io dissi che avevo visto una macchina lì ferma, Poi le domande di Vanni gli ha fatto le domande, sì o no? Sì, qualche domanda, qualche discorso. E che domande gli ha fatto? Sì, lui andava a vedere la coppia là per guardare se c'era questa macchina o no. Cioè me la stavo a vedere. Ma volevo sapere che domande gli ha fatto. Ho già spiegato ora che domande ho fatto. Quanto devo ripetere una cosa? Ma non so io. Se non mi ricordi preciso che mi ha detto, come fa? A ricordarmi per bene le cose. Vediamo un po'. Lei ha detto, ha capito, vidi che si dirigevano, lei dice così, guardi, a proposito di queste domande le sto dicendo, ad un certo punto ricordo che vidi passare in piazza il Pacciani con la sua Ford Fiesta, con accanto il Vanni. Vidi che si dirigevano verso Firenze e mi sospettii per tutte le domande che nei giorni precedenti il Vanni mi aveva fatto in merito alla coppia vista a Vicchio. A leggere questo verbale, che è del 6 marzo del 1996, sembrerebbe che Vanni gli avesse fatto un sacco di domande su questa coppia. E io voglio sapere che tipo di domande gli aveva fatto. Ma io non mi ricordo preciso quello che mi aveva detto. Non si ricorda, no.
Ma il giorno prima degli omicidi, il giorno prima, Pacciani e Vanni si incontrarono con lei. No, si incontrò il giorno doveva andare là, il giorno stesso. No, avevamo accennato la sera, doveva andare là. Allora le conteste. Vabbè, si incontrarono lo stesso giorno. No? Mi avevano accennato la sera innanzi. Sì, la sera innanzi. Cosa aveva accennato? Che doveva andare in questo posto, doveva andarci anche io. Ah. Quindi però vede lei a pagina 61 incidente probatorio e anche a pagina 64 insomma nel corso dell'incidente probatorio lei ha questo fatto che vi eravate visti tutti e tre il giorno prima, non l'ha mica detto. Come il giorno prima? La sera Ma aveva accennato ad andare in questo posto. Ma io le contesto che lei nel corso dell'incidente probatorio e negli altri verbali non l'aveva detta questa cosa. Come mai l'aveva detto? Come? Che vi eravate visti e che avevate parlato di andare il giorno dopo a Vicchio. Se ne avevamo parlato il giorno innanzi, di andare a questo posto lì. Ma ne aveva parlato presente lei o senza di lei? No, aveva accennato loro. Dove vi eravate incontrati? A San Casciano. Sempre in la piazza? Giù persone in quella piazza lì. Di bar, fuori di bar? Ma che ho detto la piazza? Che c'è che vedere il bar e la piazza? Se dico la piazza... Ho sentito dire il bar è nella piazza e io chiedo se eravate dentro il bar, perché se è sempre a parlare fuori per la strada abbia pazienza. Delle cose che uno le parla nei bar non credo che sto facendo. Ho capito. Però il 6 marzo, quando è stato interrogato, lei questa cosa proprio non la disse, anzi la escluse. E perché non la disse? Perché allora ero in momenti in cui non mi riusciva, ero rimasto un po' bloccato, non mi riusciva a parlare. No. A leggere questo Io gliene spiego così, mi sembrerebbe proprio, senta come comincia, per dire, guardi, per la precisione ciò che ho visto, per come lo ricordo io, dato la paura che ebbi al momento e la tensione che ho avuto dentro di me in tutti questi anni, si può dividere in 3 momenti. Sta parlando di Scopeti. Nel primo momento successe questo, non ricordo se uno dei due, io o Fernando Pucci, avevamo bisogno di fare un po' d'acqua e quindi ci fermammo con la macchina, e giù va avanti con questo tono, poi sembra piuttosto Faccia spedito. presente che nei vari interrogatori è andato indietro con gli omicidi e vedrà. Come? Perché prima parlò dell'85. No, ma io stavo Poi dicendo... ritorna in quell'altro. Io non... No, lui dice che aveva delle difficoltà a parlare. Ho non spiegato ancora. Io, sì, ma invece a leggere sembra proprio di no. Ha spiegato uno e basta in questo. No, ha parlato anche di Vicchio il 6 marzo. Fatti nel 1984, questo è il 6 marzo, pubblico ministero. 1984 sono andati nel seguente modo: la sera dell'omicidio mi trovavo nel piazzone San Casciano da solo con la mia macchina Fiat 128 Sport, non sapevo che fare, avevo una mezza idea di andare a Firenze. Ad un certo punto ricordo di passare in piazza il Pacciani con la sua Ford Fiesta e con accanto il Vanni. Vidi che si dirigevano verso Firenze e mi sospettii per tutte le domande che nei giorni precedenti il Vanni mi aveva fatto in merito alla coppia vista a Vicchio, eccetera, eccetera. Vabbè, si vede magari nel primo momento.
come dice Avvocato Bertini? Anche di questo verbale del 6 marzo che ci andò a insaputa verbale del Pacciani, cosa che poi dopo ha confessato di essere andato in modo diverso. Quindi ancora la sua confessione, se così si può chiamare, non è ancora maturata il 6 marzo. No, Perché l'ha fatta? Dagli altri risulta così. Ha spiegato, quindi adesso ci andava da solo. Sì, ma qui si stava parlando, se ne avevamo parlato la sera prima, non so se è presente. Va bene, domanda avvocato, no? Sì, no, ma io sto rispondendo al collega difensore di noi. Sì, sono difensore Un parrebbe. Sì, così è, ma dagli atti in base anche Va bene. alle nomine. Un parrebbe proprio. Sfogato, era da stamani, lo doveva dire, l'ha detto. No, figuriamoci sfogato, si deve tante cose dovrei dire Così ci siamo levati su questo argomento, su questo terzo difensore che Lotti ne ha cambiati 3 durante il corso della ognuno sua. fa il ruolo di difensore. Certamente, gli altri 2 se ne sono andati. No, ma questo c'entra niente. Posso comprendere che vi sono delle questioni riguardo alla modo di gestire il processo o altre questioni inerenti a questo fatto, ma il fatto che si attacchi una persona, un collega solo per essere un difensore dell'Lotti non lo accetto. No, senta, allora se vuole se ne parla un po' meglio. No, mi sembra faccia l'esame e basta, Allora, perché non si sta qui a fare sfide d'accordo. come Ezio Fieramosca. Andiamo, Va bene. su. Riprendiamo l'esame tranquillamente come è andato fino ad ora. Va bene, Presidente. Non è il caso proprio di... Ha ragione lei. Volevo sapere, Pacciani e Vanni con la loro macchina entrarono nella piazzola? Ma mi dica il posto, quale ha? Che? Si sta sempre parlando là di Vicchio dove c'è quella Vabbè, piazzola. se non mi dice preciso allora rispondo. Ma no, stiamo a Non parlare non capisco nemmeno io. Se no. No, Un'altra parte ma qua Però mi deve di preciso perché sennò Lotti. poi mi impapino anch'io e Ma lei fa benissimo, quando una domanda le faccio, lei per qualche ragione non la capisce o non so niente. No, ma se mi dice... lei fa bene a far così, a intervenire e dire mi spiega, guarda, va bene? Mi spiega il punto se è quello di Vicchio o no? Allora, glielo dico, si sta parlando dell'omicidio di Vicchio e la piazzola è quella di Vicchio e la domanda è se Pacciani e Vanni entrarono in questa piazzola. Erano entrate nella piazzola. Entrarono nella piazzola. Ma lei invece rimase sulla strada? Io la macchina non l'ho messa dentro, l'ho messa sulla strada, venendo giù da una parte, più sopra L'ha la lasciata piazzola. sulla strada. Sempre la strada che va giù. Benissimo. Quando lei parla di strada asfaltata. No, io parlo la strada che va lì alla piazzola, l'esterata. Quindi Un pezzo credo non so quanto è la lunghezza, ma la lunghezza non posso dire perché comunque non so. è una stradetta che partendo alla strada... Un pezzo dalla bottega, aspetti, mi spiego meglio. Vabbè. Dalla bottega, dalla botteghina c'è il ponte, poi si scende giù. La piazzola, l'esterata. Quindi un pezzo credo non so quanto è la lunghezza, ma la lunghezza non posso dire perché comunque non so. è una stradetta che partendo alla strada... Un pezzo dalla bottega, aspetti, mi spiego meglio. Vabbè. Dalla bottega, dalla botteghina c'è il ponte, poi si scende giù. Rispetto a dove lascia la macchina? Il preciso, non so, saranno 10 metri o meno. Questo 10 metri, diciamo 10 metri, va bene. Le chiedo, era buio? Intanto spegnete i fari, lei li spegne i fari? Ma io li spenso i fari. E poi la macchina di Pacciani e Vanni la spense i fari? Erano spenti i fari. Vai, benissimo. Quindi era buio? Dopo cena, non so, sa che se deve stare è buio proprio. Buio. No, voglio dire, c'era la luna o non c'era la luna? Ma questo, della verità, non ci ho guardato. Non c'era guardato. Comunque glielo dico io, la luna non c'era. Era buio questo. Volevo chiedere una cosa, all'epoca lei lavorava alla Draga? Guardi, ci rifletta bene perché sembra una domanda inutile, ma invece importantissima. Io ci lavoravo fino all'88, la schema Roberto. Ah, quindi lei all'84 lavorava alla Draga? Io lavoravo, se no come facevo a mangiare? Bravo Lotti, sono d'accordo con lei.
mantenermi la macchina, perché è una macchina che comincia a consumare. Quindi lei lavorava alla draga accanto a quel compressore che ci ha detto che la mandava a casa la sera con la testa tutta. Tutta una cosa con me tutti i giorni fino alle 5:30, non vuole facevo. Anche il giorno lì? Poi per pigliare che? No, voglio dire, lo so, ho capito. E si guadagna la porta. No, l'ho capito il problema, l'ho presente. Lei ce ne ha parlato prima, va bene. Dicevo una cosa, anche quel giorno lì aveva lavorato alla draga. Come? Quel giorno, prima di andare a loro, andare a lavorare lei quel giorno. Per forza. Per forza. Smetteva alle 5 della sera. E lei sentì lamenti della donna. Come? Non era domenica. Non mi ricordo se di domenica o di sabato. Hai fatto di là? Fatto il vicchio. Vabbè. Un giorno... Sentì lamenti della donna o no, Lotti? Quando la tirano fuori dalla macchina? Sì, la metti, non proprio qui, la metti così normale. Normale. Quando l'hanno spostata e se non era già ferita, allora ha fatto un lamento così. Uno o più? Ma io ne ho sentiti uno. A che distanza era lei? Distanza, di quello, però sarà sempre alle distanze, di quello. Sì, la distanza ha detto 10 metri. E proprio non ero spostato quasi non proprio all'altra, un po' in più dentro. Però ora la trascina verso il campo, sì che c'è un po' di distanza. Saprei quanti metri sarebbe. Ma era un lamento come di una che piange, come era fatto sto lamento? Lamento, come fa a giudicarlo? Lamento Non poteva essere per esempio, che devo dire, un grugnito di sforzo di quello che la stava tirando. Si stava così, non so, non posso giudicarlo preciso. Però lei, quando è stato interrogato precedentemente, ha detto che questa ragazza strillava. Come mai disse? No, io non ho detto strillava, ho detto un lamento, non ho detto strillava. No, all'inizio disse strillava. E se no ho espresso un po' bene io. Si è espresso male. Io ho sempre detto questo di... No, sempre. Allora, posso dire che le ha detto strillava. Questo sì. Vorreste subito lo legge. Sì, insomma, però all'inizio disse strillava. no, La parola è subito dopo. No, se dice dopo no. dissite su questo discorso, io ho detto un lamento, non ho detto un grido proprio. Ah. Forse me l'ho espresso male io. Espresso male, va bene. Al fiume a lavarsi le mani e il coltello. Sì. Ci andarono tutti e due, Pacciani e Vanni, o ci andò uno solo? Tutti e due. Però io ero vicino alla macchina e ho visto andare verso il fiume. Le contesto che lei, a pagina 63 del verbale incidente probatorio, ha detto: poi uno va dove c'è il fiume a lavare il coso, il coltello. Io ho detto tutti e due, non ho detto uno solo. Ma no, sto leggendo, scusi, poi questo è anche registrato. No, non lo so, Io lo sto leggendo. può darsi che mi sia espresso che avevo visto uno, invece avevo visto Chi è tutti e che due. andò a lavare? Pubblico ministero di Chiesa. Chi è che andò a lavare? E lei risponde: ci andette il Vanni. E ci può da fare. Invece io ho visto tutti e due. E allora perché disse così? E quanto è di questo? Di anno è di il verbale? È abbastanza recente, è del giorno 19, dunque 19 febbraio 97 di quest'anno. Forse mi sono espresso male io. Spesso proprio male, sì. A pagina 63, avvocato Curandai, siamo 1, 2, 3, 4, 5, dal quintultimo rigo in su. Vidi che andava, singolare, verso il fiume e basta. Ci andarono tutte e due.
Poi lei, l'11 marzo del 93, ha detto che Pacciani fermò la macchina di traverso davanti alla Il Panda. 93, che 93? Scusi, abbiamo il 96. Lotti. E posso sbagliare anch'io qualche volta. No, io non mi me perdona ora. Ma io non mi Se ha faccio detto... così anche io con lei, sa dove No, siamo. ma scusi, ma io non mi ha detto... Ma io... Ho detto la telefono del 96. Si può sbagliare tutto. 93 lei era tranquilla, sta Lo so, calciando, lo so. teste grane, non ce l'aveva, si figuri. No, e che c'entra? No, ma io ho capito il 96, allora mi sono ripreso io. No, si può sbagliare tutto, non mi ha detto. E sembra lei, Lotti. Questo è una cosa non mi ha detto. Infatti per una persona più attenta è lui. Allora, 11 marzo del 96, fermò la macchina di traverso davanti alla Panda in modo da bloccare l'autista, ha detto così lei. Sì, A che distanza era questo è proprio vicino, sarà un mezzo metro. Mezzo metro. Un metro massimo, non posso giudicare perfetto, preciso. mezzo metro. È come le ferma la macchina. No, si può bloccare, certo. No. Spense fare, naturalmente, questo ce l'ha già detto prima, e lei vide se qualcuno di questi, e scendono di macchina, tutte e due. Dice anche, insomma, l'uno e l'altro dice, L'uno e l'altro certo, dice, se no potevamo fare così. No, vabbè, insomma. Sì, Ma io le chiedo, uno dei due aveva anche luce? luce? Sì, una luce portatile, una torcia elettrica. Ah, ora mi fuori, dammi preciso. No, Se devi avere una luce, no, sono un po' difficile. No, non è tanto difficile, perché senta, lei è lì al buio, i fari sono spenti, e se lei vede una luce, e la vede, e non c'è pensi occhi. Su questo non c'è problema, capito? No, O la forse- vede o non la vede. Lei dice, l'ho vista, non l'ho vista. Oppure, Non mi ricordo preciso se c'era o un no, segreto. non posso provare, non posso... insomma, guardi, non si ricorda. D'altra parte lei non ha mai forse parlato non mi di ricordo luce, preciso. questo è sicuro, questo lei di luce non ha mai parlato, ora dice fare no spenti di luce persa. Lei però vide la persona dentro la macchina si alza. È vero? Le domando allora. Si alza da sedere? Sì, Ma questo... non so preciso se si alza o no, non posso... l'ha detto lei l'11 marzo del 96, quindi glielo contesto. E d'altra parte, per dire la verità a Lotti, con quei lumi di luna, con quei fatti che erano successi a Firenze, due ragazzi che stanno in macchina e che vedono un'altra macchina che gli si ferma a, diciamo, 1 metro di distanza a bloccargli la strada, qualche cosa devono fare. Quindi, ci fate. Lei ora non se lo ricorda, ma insomma, lei ha detto che questo qualcuno si alza. Era il ragazzo o la ragazza, tutte le domande, non so, lei non se lo ricorda, mi immagino. Preciso non mi ricordo se aveva qualche luce o no. No, non della luce, se si alzò qualcuno di loro. Ma non mi ricordo il preciso. Non so io. Va. Posso dire una Poi cosa? però lei dice che Pacciani tornò verso la macchina. Quindi, se ho capito bene, Pacciani si avvicinò prima alla macchina e poi tornò indietro alla macchina dei ragazzi, Pacciani si avvicinò, e poi tornò indietro per andare alla sua, è così? Alla mia? Alla macchina sua di Pacciani. Ah, Fece sto vai e vieni. ma questo E l'ha detto lei. Se l'abbia detto, ma ora non mi ricordo preciso. L'ha detto. Il Pacciani la macchina la fermò di traverso, non consentendo quindi un'eventuale via di fuga. A questo punto vidi che una persona dentro la macchina si è alzata per guardare, perché aveva sentito e poi visto la macchina del Pacciani. Vidi poi che il Pacciani, che nel frattempo si era avvicinato a piedi alla Panda, velocemente è tornato alla propria auto. Ma non posso proprio aver preciso. Se sei alzato... Nemmeno ora gliel'ho letto si ricorda aver visto questo. No. A fare che sarebbe tornato alla macchina Pacciani? Alla sua?
Ma come fa a dirlo? Se non mi ricordo preciso. E allora glielo dico io, perché l'ha detto lei, l'11 marzo. Ha preso la pistola, quindi Pacciani torna alla macchina e prende la pistola. Vuol dire che non ce l'aveva prima, no? Insomma, allora glielo domando ora, cerchi di visualizzare la scena se l'ha vista, Se l'ha vista. Pacciani quando esce dalla macchina c'ha la pistola a mano oppure no? No, quando scende la macchina non ce l'aveva. Non ce l'aveva. Allora dovete tornare per forza a pigliarla dopo. Ma il preciso ora non so. È quello che ha detto lei? Sì, lo so. E dove stava questa pistola? Ma l'aveva avuta a macchina. In macchina dove? In che Ma punto il problema della è che sua macchina? se l'aveva dalla parte della guida o di là. Non lo può sapere lei. Però lei oggi non lo può sapere, però invece l'11 marzo lo sapeva, perché lei ha detto, in questo verbale interrogatorio dell'11 marzo del 96, ha detto, ha preso la pistola dalla parte destra sotto il sedile, senta come è preciso, dalla parte destra sotto il sedile, e subito dopo ha raggiunto di corsa la Panda. Ma questo di marzo 96? Sì. Si avrebbe detto a quell'ora, ora preciso non mi ricordo bene. Ma ora io le chiedo questo, e durante questo va e viene di Pacciani per pigliare la pistola, eccetera, con questa macchina bloccata così, questo ragazzo si è già alzato, qualcuno di questi ragazzi cerca di uscire dalla macchina, apre lo sportello. Ma non ce la fanno a sortire. Non ce la fanno perché? Perché c'è la macchina davanti. No, la macchina è davanti, non di fianco. Lo sposta sulla parte del davanti. Ha detto lei, ha detto su davanti, si è fermata davanti la macchina. Però non ce l'hanno fatta a sortire. No, voglio sapere se hanno tentato, se hanno aperto lo sportello, almeno. Questo non sono sicuro di aver visto bene. Poi lo sapete, Mario intanto sa fare il Vanni. Mentre Pacciani è andato a pigliare la pistola e poi è tornato alla Panda e si è messo a sparare, Vanni cosa fa? No, era ferma la macchina lì. No, mi spiace. 10 marzo lei ha detto, quindi Mario, che vidi tirar fuori dalla macchina del Pacciani uno spolverino. Lo spolverino è un po' una rogna per lei. Insomma, questo tirar fuori facciamo uno spolverino di quelli che si mettono gli operai per non sporcarsi e che durante il viaggio non aveva addosso, lo indossò. Sì, l'ho indossato. Sì, lo indossò, dopo averlo tirato fuori dalla macchina. E dove lo tirava fuori? Lo so. Ma che lo so io? Io tiro dalla macchina, e ti devo dire. Se vuol dire così, dica pure così. Però abbia pazienza, sa, ci sono delle cose che proprio al lume di naso danno fastidio al senso comune, perché una situazione di questo genere, uno che spara e la gente sta lì, e uno che va lì a pigliare, potrebbe essere messo prima perlomeno, scusi, no, invece no, se deve pigliare proprio in quel momento, metterselo addosso lì, in quel momento, lo spolverino di quelli che usano gli operai per non sporcarsi, no, non le sembra un pochino? Se un po' strana sta cosa, è strana, io ho visto così. Poi. E poi senta, cosa disse l'11 marzo a proposito dei lamenti, vero? Tirò fuori dalla macchina la ragazza che era ancora viva perché strillava e la trascinò sul prato chinando su di essa, eccetera, eccetera. E poi va avanti. A quel punto ebbe paura, dopo il fatto sentì che Pacciani, che Mario diceva Pacciani, eccetera. Quindi prima di andare via, eccetera, eccetera. Qui si va fino in fondo e lei non parla mai di lamenti. Dice strillava e ha detto strillava. Quindi anche quel collega
che è saltato fuori il lamento, per piacere si rilegga verbale. Ma io sto parlando di questo incidentino qui, che non è probatorio ma comunque è un verbale, e sono dichiarazioni rese l'11 marzo del 1996 dal signor Pubblico ministero gridava o si lamentava? Sì, avvocato Volantà, sappiamo benissimo. Sì, Volantà, ma questo tu, si sapeva. Forse mi sono espresso male io quei giorni. Ma No, non lo infatti so. si è espresso male. Io ho detto lamento, non ho detto gridare proprio come... Che doveva essere ancora viva, ha detto, capisce anche, precisando, capito, che doveva essere ancora viva. Ma io ho visto così, non so se lei viva o se lei... Ma cosa ha visto Questo lei? no, è un po' diverso. Prima di mettersi lo spolverino, Vanni guardò nella macchina dei ragazzi. No. Andò diritto a mettersi lo spolverino. È sicuro? Sì, sono sicuro. E se Pacciani non l'avesse presi e questi ragazzi fossero rimasti sempre vivi e la ragazza a tirar fuori non ci fosse stata, cosa andava a fare a prendersi lo spolverino il Vanni? Ma se ho detto di avere la spolverina addosso, perché non capisco. Ce l'ha per la posta dello spolverino? Sì. Ha detto che lo spolverino ce l'aveva per la posta, che ce l'aveva quando faceva il procaccio. Quando faceva il procaccio. Per le pulizie. Faccio il traduttore. Io lo racconti tutto, non è vero nulla, signor Presidente, che sono tutte bugie. Io sono innocentissimo, pulitissimo, non ho fatto del male a nessuno. Questo lo so. Tante volte per L'ho detto, pazienza. Avvocato, può continuare. Grazie Presidente, ringrazio. Poi lei sempre a verbale, sempre in questo verbale l'11 marzo del 96, lei riferisce un discorso che dopo gli spari, quanti spari a proposito? Come può sapere quanti spari c'è stato? Come può sapere? C'era lei, sì o no? Sì. Allora, È stato diversi, non so quanti. diversi, 1, 2, 3, 4, 5, più di 5, più di 6, meno di 6, meno... quanti? 4 o 5 l'avevo sentito, su me sta a cosare. Ecco. Però lei sente la ragazza lamenti, che si lamenta la ragazza e sente quanti spari ha tirato. Vabbè, comunque. Però lei sentì qualche cosa e diceva Vanni a Pacciani. Lo sentì questo discorso? Ma io non mi ricordo questo discorso. Sto parlando proprio dei momenti successivi. Sì, lo so. Allora glielo contesto che lei l'ha detto l'11 marzo. Dopo il fatto sentì che Mario diceva a Pacciani, ma quell'altro che dirà adesso? Dopo parla. E Pacciani rispose qualcosa. Ho detto un milione Non si preciso. ricorda. E Pacciani, va bene, le contesto. E lei dice, Pacciani rispondeva, no, non dice nulla perché ora c'è anche lui insieme a noi, sicché non può dire nulla, se no si ammazza anche lui. Ora se lo ricorda questo discorso? L'hanno fatto o non l'hanno fatto? L'ho sentito, ma non mi ricordo preciso se l'hanno fatto o no. Non se lo ricorda. Però volevo chiedere una cosa, poi lei vede il Vanni, diciamo così, che si china su questa ragazza e usa questo coltello. È vero? Come ho visto io. Sì. E mentre fa questo c'ha una luce di qualche genere. Ma io non ho visto luce. Lei non l'ha visto. E il coltello l'ha visto stavolta? Il coltello l'ha visto? Anche se è buio si vede un coltello. No, anche se gli viene, non vedo se anche se, no, lo sapete se l'ha visto. E ho visto, sì. Che lei era il solito coltellaccio da cucina. Io ho visto un coltello abbastanza grande. Però luci no. Ma io luci non ho viste. Ecco.
Non mi ricordo preciso se la c'era o no, questo Non lo so. E dopo cosa vide? come dopo? Dopo, allora, guarda, ora le riepilogo le fasi. Sì, Arrivate con le macchine, Pacciani e Vanni mettono la macchina contro quella dei ragazzi, sì, scendono di macchina, Pacciani va a pigliare la pistola, torna alla pistola, spara. Dopodiché c'è Vanni che tira fuori questa ragazza dalla macchina. Bene. sì. A proposito, vide per caso che si appoggiò in qualche modo allo sportello mentre tirava fuori la ragazza? Ma io ho visto per prendere la peperaccia e cosarla fuori. Ma prima aprì lo sportello o no? Ma lo sportello l'ha aperto, se no mi fa a portarla fuori. Ma vide se si era appoggiato allo sportello in qualche modo. Prima la prima. Come fa a tirarla fuori se non apre lo sportello? Non No, so. ma gli ho chiesto se lo vide appoggiarsi allo sportello in qualche modo, Come in lo qualche parte del corpo. Appoggiarsi, sì. Ma io ho visto piano piano l'ha portata fuori, basta. Comunque. E allora, quindi c'è questo, la porta è sta ragazza, lamenti, poi vede, poi Vanni si mette lo spolverino, poi lo spolverino anzi se l'è messo prima, vero? Se l'è messo prima lo spolverino. No, mette di arriva, dopo un pochino è vedo messo mettere il questa volta. E poi Vanni va con questo coltello e dopo fecero altre cose. E dopo io mi allontanai verso la macchina. L'hai visto tutto quell'affare così? Non nascosero qualche cosa da qualche parte. Sì, vedi, nasconde qualcosa. Dentro uno cespuglio lì, c'è dei cespugli lì vicino. Però non ho visto che era. No, una specie di un rivolto. Ma non è che confonde omicidio, parla di vicchio, No, no, sì, L'ha sì. sempre Vicchio. detto, Presidente, Vicchio, nei Vicchio. verbali, Vicchio, sono Vicchio, sono Vicchio. è come lo stesso tipo di racconto che fa per Sì, sì, infatti. E vedo uno dei due, non so se ti era Pedro o il Mario, ma il preciso però non mi ricordo di due. Insomma, uno dei due mette questa roba lì qui, se ci hanno messo qualcosa poi non so perché. Che c'era una specie di fossetto? Un cosino, come un vuoto lì. Sì, come un vuoto. Poi se ci hanno messo della roba lì, poi dopo io mi sono allontanato e non ho visto per bene. No, lei ha dichiarato, ha detto di aver visto il Mario l'11 marzo del 96, no, aver visto qualcuno dei due, non so se Mario o un altro, mettere un qualche cosa in questo fossetto. Si chinarono, lei dice. Anzi, Pacciani e Vanni, tutte e due. Tutte e due. Io Ho detto uno furono tutte e due a fare questo lavoro. Però io ho visto uno o quell'altro, ora non mi ricordo preciso. Ma non tutte e due. Ma uno dei due? No, qui lei ha detto, vabbè. Tutte e due? Le ho un testo e disse tutte e due. Vedi che Pacciani e Vanni si chinarono a qualche metro di distanza alla Panda, andando verso la macchia, e vidi che nascosero qualcosa in quel posto. Ritengo che abbiano nascosto in quel posto quelle parti asportate alla donna. Ricordo che vi era un fossetto. Un fossetto, dopo un fossetto non era. Era un buco. Come quando ho visto Era una buca, non era un fossetto, cos'era? Ma non era proprio una buca. C'era un coso lì, delle frasche, non pareva proprio una buca, insomma. Ma ci gettarono della terra sopra oppure no? Ma io non ero più vicino lì, ero alla strada, sicché non vedevo bene. Però lei l'ha detto, guardi. Sempre contestando il testo verbale interrogatorio dell'11 marzo del 96, lei ha detto: e i due gettarono sopra della terra per coprire quanto vi avevano nascosto. Gettarono sì, della ma terra dentro oppure... non gettano mia così. Non lo so, ma io gli chiedo, lasci perdere, la gettarono la terra o no? Qualcosa gli hanno messo, o delle come frasche, daranno? o delle frasche della terra, che ne so io.
Io ho detto un frasco e un po' di terra che c'era lì vicino. Guardi, lei si sbaglia, delle frasche o dell'erba ne ha parlato dopo per un'altra storia. Qui, in questo caso, buttarono della terra oppure no? Ma lì se non c'è nulla che ci mettano, è ributtato lì, non so. Se c'è Senta- delle frasche o della terra. Senta una cosa, Lotti, ora guardi, glielo chiedo proprio per piacere, di rispondere per bene. Di questa storia di questa buca che lei avrebbe, in cui qualcuno avrebbe messo qualcosa e lei ha pensato... Ci hanno messo delle frasche sopra? No, lei ha parlato di terra, comunque lasciamo terra o perdere frasche, terra o frasche o buca o fossetto o quello che vuole, lasciamo perdere questa cosa. Io gli chiedo, guardi, ma cerchi di rispondere con sincerità, è anche l'interesse suo. Gliel'ha detto qualcuno sta storia di questa buca? Ma chi me l'ha detta io? Un L'ho vista giornalista, che andava a un mettere- giornalista per esempio. No, a me non mi ha detto nulla. Un giornalista No. della RAI gliene ha parlato di questa cosa, sì o no? Ma di chi? Ma chi giornalista? Della buca. No, non rispondo più a questo punto. Lavoro sulle cose che io non capisco. Lo so una domanda. Ma dice un giornalista, e che c'ho che vedere io un giornalista? Come che c'ha a che vedere? Io so che Lei è lei stato non è intervistato da un giornalista della RAI, si è visto anche in televisione poi. Tutti si è visto. Quale giornalista? Un giornalista della RAI, il giornalista Giovanni Spinoso, l'ha intervistato sì o no? Mandò. A casa sua, lei era in pigiama, un bel pigiamone a righe. E con questo che mi ha detto di questo Gli voglio chiedere se per caso gli ha parlato di queste buche questo giornalista. No, Vabbè. Ci piacerebbe sapere da cosa risulta. ma io penso a lì, di avere la macchina così, come gli hanno fatto a fare la fotografia, non capisco questo discorso. Quale fotografia? Ma hanno ripreso, tu vedrai in pigiama, tu vedrai che cosa di sentivo. Eppure si è No. visto, Lotti, che gli devo Come dire? se danno la macchina così? Ma non lo so Come dire. fanno a riprendere una persona se non la mettono a precisare? Ma guardi, glielo posso garantire, il giorno che... No, perché lei, detto, probabilmente non lo sapeva. Il giorno che lei si chiamava ancora Beta, si chiamava, non si sapeva nemmeno chi era lei. Chi? Lei aveva il soprannome Beta in quell'epoca. No, questo la sbaglia. No, non mi sbaglio. No, non ne può la rete perché non è vero. Per dire, A me- Lotti, ma... Aspetta un momento, Lotti, per piacere. Ora, Senti, può per dire che all'epoca lei era talmente nascosto, era così misterioso. Ma come nascosto? Io non mi sono mai nascosto da nessuno. lasci parlare, Che Lotti. persino ai giudici gli arrivò dei verbali in cui invece di dire Giancarlo Lotti ha detto, c'era scritto Beta ha detto. Ha capito? Nome E nonostante questo lei era in Ma io i soprannomi me l'hanno mestitati, ma questo nome non mi non l'ha ricordo. messo da lei. Lo so. Oh Lotti, non ci siamo capiti. Abbiamo Ma bene, chi vorrebbe dire questo nome? Io non capisco io. Come l'alfabeto greco. L'alfabeto greco. Alfa, Prima beta, c'è gamma, l'alfa, poi beta, gamma. 1, 2, 3, A, B, C, D. Ma almeno che l'alfabeto gliel'aveste detto, poi no. Pensavo almeno detto gliel'aveste detto. È lasciato il compito a te. Vabbè, l'ho detto io, sì. Va bene. Scusi se vabbè. può Si sospendere. vuole riposare un po'? Sì, perché sì. sono un Va po'... bene, Ha ragione, va bene. possiamo un altro po'. Ma io Bene, sospendiamo 15-20 minuti. questo discorso mi hai detto ora, non so. Aspetta, che calma. Vai. Come va ora? Ma io a dire la verità non posso andare avanti così, non ce la faccio. Cioè, mal di denti, che succede? No, io non posso andare avanti perché sono stanco da stamani. Io, se si sospende per venerdì va bene, io non ce la faccio a parlare più. Vabbè, allora sospendiamo e venerdì No, non è che mattina. mi sento che non ce la faccio. Creare problemi Lo so, che posso fare? a noi. Poi d'altra parte lui deve essere in condizione di difendersi per bene. Appunto. Sì, giusto. Era meglio Si finire. sente, andiamo a vedere. Allora, si sospende No, e si va venerdì. A dire la verità non ce la faccio nemmeno più a parlare, non è per questo. Mi fa male la schiena anche a Poi me. sulla spina, 5 ore 9, va bene. sulla spina mi danno a stare di molto a sedere, in piedi e si sto come... Non si vede Lotti venerdì mattina. No, io l'ho detto così per dire, che puoi fare ormai? No, non riesco a posto.